Eccoci qua. Oh no, ho dimenticato l'accendino. Oh no, ho ritrovato l'accendino. Allora, devo aggiustare. Un attimo soltanto. Allora, capisco perché si muova sempre la gamma, ma va bene così. Allora, ecco qua. Penso che così vada bene. Allora, mettiamo la chat. Allora, perché tu non ti vedi? Allora, soltanto un attimino. Allora, dottor Christian, penso che mi hai scritto tu. Un attimo soltanto, sto aggiustando la chat così da vederti meglio. Giustamente lui, figlio di Bottana, adesso se lo manda su un secondo schermo che in realtà non esiste, ma va bene anche così. Quindi Christian, ti leggo da qui. Ecco qua. Salve Christian, buonasera. Sei pronto? Sei carico? Quindi, cosa manca? La sigla. E possiamo iniziare. Allora, è tutto, è girato correttamente. Io aggiusto un attimo la cam, però prima devo fare una domanda a Christian. Christian, ricordami un attimo tu, che console o dove giochi principalmente? C'ho la testa di provola e so che mi hai risposto già a sta cosa, ma me ne sono dimenticato. Spero che tu mi dia una delle risposte che mi servono per dirti una cosa. No, più che altro forse non hai sentito la domanda, Cri. No, aspetta, non mi è arrivata la risposta in chat, se me la ridai. Ok, solo la PS4. Ok, col computer hai detto non è possibile. Allora ti spiego subito. Poco prima di entrare in live ho aperto YouTube e mi è uscito che Remedy ha lanciato un technical test per quanto riguarda Firebreak e dal 15 al 19 sarà possibile provarlo. Io ho fatto richiesta del codice, mi hanno dato un referral link. Se avevi la console o avevi modo di giocarci, posso darti il link e puoi provare anche tu a sbloccare l'accesso anticipato.
Io il codice me lo metto qui. Se pure hai qualche amico, qualcuno che ha una Play o un PC e giochi con lui e puoi dare un'occhiata, il codice te lo posso dare, magari hai modo di provare il titolo. Allora, guarda, facciamo così, io te lo posto, così non ce ne dimentichiamo. Ecco qua. Registri qui, io mi sono iscritto, quindi se mi danno l'ok, io ti faccio sapere quando lo faccio in live, do una prima occhiata e vedo se è qualcosa di fattibile, senza che ti fa spoiler e quant'altro, e lo si può pure provare. Allora, prima che iniziamo, hai qualche domanda? Noi non abbiamo un cazzo di niente, niente di niente. Quindi prima che usciamo da questa stanza, se hai qualche domanda, se hai qualcosa, ablate. Ancora no. Ok. Allora, vediamo un po' che cosa possiamo chiedere a Odin. Angus Remorse is missing. Dammi solo conferma che si vede a 60, che si sente e che va tutto a posto. Oh, Tor, bro. Tor's love for you is in that song. That's why Cynthia wants it, to ruin him. She made Tor lust after her. We fought one scratching hag years ago. Chissà Now chi era. he's fallen for another, and we might lose him for good. Ok, grazie mille, Cri. Anderson. That isn't going to happen. Cynthia has torn the overlap. Angus Remorse is the key to get Dobbiamo there. trovare il 3D. E abbiamo visto che era nella vasca da bagno. Allora, a sto punto, visto che noi abbiamo la chiave che ci ha dato la fan numero 1, a questo punto possiamo esplorare un pochettino meglio l'ambiente. Allora, andiamo un pochettino qua. Allora, torcia? Ok, Pat non c'è più. Qui però c'è un medikit. Qui però c'è un medikit che noi al momento ci dobbiamo dimenticare assolutamente. Allora, qua non c'è niente, di qua non c'è niente. Possiamo andare al terzo piano. Ati, non è che dici la cosa che dovevi dire l'altra volta, per piacere? C'è una piccola frase, una piccola scenetta che fa che è molto importante. Forse la fa dopo che abbiamo preso il disco. Allora, la stanza in fondo, però c'è anche questa da aprire, quindi perché no? La stanza di Gale. Oggi scopriremo la stanza con la spirale. Chi lo sa? Intanto a terra c'è una pagina di manoscritto. La costruzione della casa di riposo Valhalla. Wheeler set up a foundation with the sales of their greatest hits album. He used the cash to build a nursing facility. The old men deserved it. An old manor in Bright Falls. Wheeler hired a contractor to have it refitted as an old folks' care home. At this point, Wheeler felt good about himself. He had a heart of gold. No need to feel guilty. Wheeler left the work to the contractor and returned to New York City. He had done his part. It was time to turn over a new leaf. The contractors figured out Wheeler was gone for good. They took the money and ran. When the fall rains came, the leaks started appearing. Quindi di Barry, se ci pensi, abbiamo sentito ma non l'abbiamo ancora mai visto. Sappiamo solo qualcosina che ha fatto. Allora, andiamo un po' a sto punto. C'è la stanzetta qui. Ehi. Ha staccato la corrente, quindi se non riattacchiamo l'elettricità... Oh! But trouble doesn't look like this. You can go to the basement and check the generator. But look out. You can never know in which tree the devil sits. The basement. Thanks. Ok, grazie mille Ati. La fai? Dai che la fai.
Non la fai? Passiamo dopo. Troppe cose insieme, non le fai, è un pochino stanco. Allora, a questo punto dobbiamo andare giù nel basement per ridare un attimino elettricità a tutto, però io sento un brutto rumore. Sento un brutto rumore. Allora, noi usciamo fuori di qua. E... Salve. C'è un po' di vento. Oh, ci sono anche dei bizantini. No. No, pezzetti. Dai. Carica, carica. Allora. Oh no, si è sdoppiato. Oh no, questo è un problema. E allora? E allora? Non fa niente, muori, muori. Ok. Calmati, dove sei? Ok, problema risolto. Okay, I think that's all of them. Allora, ci hanno rimasto con poca energia e a questo punto, perché no? Ecco qua, almeno recuperiamo un po' di energia e adesso dobbiamo scendere giù. Per scendere giù c'era l'ingresso. I need bolt cutters. Questo non lo possiamo aprire ancora. Di qua non c'è niente. Allora, devo ricordare solo dove era la porta per scendere. Di qua, di qua, di qua. Allora, io poi sta parte la feci all'opposto, andai prima ad esplorare giù, poi su e poi mi fece riandare di nuovo giù, persi un casino di tempo. Allora, ecco qua, molto accogliente come posto, non c'è male. Poi non dite che non vi porto in posti belli, tranquilli e interessanti, Key fob's no good without power. Questo non funziona, se non c'è corrente. Io nel dubbio gioco coppe. Munizioni, abbiamo finito tutto e tutto. Allora, promemoria, comprare altri fusibili, molti altri. L'attrezzatura vecchia continua a bruciarli. Poi ci mettete pure Satana che vi infesta il luogo, è un attimo un problema. Allora, qui abbiamo i problemi di Barry con gli artisti. Wheeler used to be the agent of a manic depressive celebrity writer, Alan Wake. Wake had various addictions on his back, an on-off death wish. Wheeler had seen a thing or two. Wheeler paid a lot of money for a good shrink. Got himself convinced that all the nightmares he'd seen leading up to Wake drowning himself were just his imagination. PTSD. Now we had pills to keep the shadows from his sleep. But the Andersons were something else. The nightmares were starting to creep in again. Or maybe it was the drugs in the air. Wheeler hoped it was the drugs. The Andersons were so old. Vampires. After every gig and the party that followed, took them weeks to bounce back. And they never did completely. Each time Wheeler expected them to croak. Quindi Barry, dopo gli eventi di Alan Wake 1, diciamo, crede di aver immaginato un pochino tutto, ma è normale con tutto quello che ha passato. Allora, di qua ci serve un fusibile. Allora, cerchiamo se ci sono. Allora, qui possiamo aprire. E c'è qualcosina di buono. Allora, di qua è un passaggio che dobbiamo sbloccarci dall'altro lato. Quindi per il momento facciamo il giro. Allora, c'è qualcosa a sinistra. Inventario pieno. E almeno le batterie le prendiamo.
Ci serve un po' di spazio. Allora, Rosy, i fusibili di ricambio ora sono sotto chiave perché qualcuno, Ati, continua a rubarli. Il codice è in lavanderia. Va bene, vari consigli sulla prevenzione. Quindi sappiamo che i fusibili sono qui giù. Allora, qui I can't get through this. di qua non si passa. Di qua c'è un'altra pagina di manoscritto. Emmett posseduto. Emmett Elwood had had enough. All his life he'd been surrounded by the same small-minded, impolite, ignorant people in town. Their endless gossip, their nose-picking, chewing food with their mouths open, not washing their hands after visiting the restroom, and touching things. Touching everything. The world was going to hell. He'd watched day after day how all the nice things in life in Bright Falls were spoiled and ruined forever. There would be a just and terrible reckoning. Comunque non so se è dovuto alla maledizione del gioco, ma ultimamente avete sempre uno o due corvi in giro. Quando voglio scattare una foto per te, questi volano via. Attento, Christian. Noi i corvi li abbiamo visti che ci attaccano, quindi fai attenzione, guardali da molto lontano per sicurezza. Ti ringrazio per il pensiero della foto, ma stai attento. Quella un attimo, presenza oscuro, ti prende, è fatta. Allora, c'è il passaggio di qua, quindi noi ci possiamo infilare tranquillamente qui. E abbiamo fatto lo giro. Allora, c'è un proiettore, The power's off. ma non c'è corrente. Tom il poeta. Allora, qui cosa c'è? Casa di Zane, noto cineasta, fonda una comunità a Bright Falls. Thomas Zane, nato Thomas Zane in Finlandia, e la sua compagna Barbara Jagger, nata Baba Jakala in Finlandia, hanno recentemente fondato una comunità di artisti qui a Bright Falls. Zane ha acquistato la vecchia residenza fuori città e la coppia vi si è trasferita. Nella sua terra d'origine e anche a livello internazionale, Zane è un noto e rispettato cineasta, un astro nascente che viene già paragonato a registi del calibro di Stanley Kubrick e Ingmar Bergman. Il suo film precedente, Nightless Night, ha vinto numerosi premi europei. Al momento Zane sta lavorando a un film intitolato Tom il poeta. Nelle conversazioni Zane appare come un uomo carismatico e con grandi sogni. Dice di voler costruire un hotel e uno studio cinematografico nella zona. Ha già deciso il nome dell'hotel, Hotel Ocean View. Chi vi parla trova che questo nome suoni decisamente bene. I sogni di Zane, qualora si realizzassero, renderebbero molto famosa Bright Falls. Anche i membri della sua comunità la pensano così e considerano Zane degno di essere venerato, quasi al limite di una setta. Una persona che guida il proprio gregge per espandere le coscienze e raggiungere un più alto livello di ispirazione artistica, con l'aiuto di funghi magici. Premesso che la Bright Falls Record non è favorevole all'utilizzo di droghe illegali, ci auguriamo che Zane aiuti la nostra cittadina a diventare famosa nel panorama artistico. Quindi effettivamente lui era un cineasta. Là tutto il casino che abbiamo visto nel primo Alan Wake era perché lui stava girando un film in cui interpretava un poeta, forse, chi lo sa. Per noi per giochi interi c'è stato detto oh, Thomas Zane è un poeta. Someone in the bathroom with her. In the dark. Dark water pressed itself into her. She screamed. Cynthia ha provato a resistere dopo tanti anni alla presenza oscura, ma non ce l'ha fatta. Allora, ci dovrebbe essere un indizio per il codice qui più qualche altra cosa. Allora, il codice è 273. Rose, se leggi questo ricorda ai residenti di non toccare la mia roba. Credo che mi odino. 273. Sento dei rumori d'acqua molto brutti. Ok, no, siamo da soli al momento. Allora, 273. Io vado sempre accompagnato dall'amico fucile che ci aiuta nei momenti difficili.
qui. E non abbiamo lo spazio, porcaccia la miseria. Allora, iniziamo a fare qua. 2, 7, 3. E abbiamo il fusibile. Ora riusciremo a metterlo? There. Ecco qua, a Power's back posto. on. Rimessa corrente, quindi si è sbloccato innanzitutto la... Cintia? Calma, calma, calma. Non fare gesti impossibili. Oh no! Careful, Saga. Signora anziana, facci la brava, mi raccomando. Allora, noi adesso possiamo aprire qui, visto che è tornata la corrente. E abbiamo niente po' di meno che munizioni che non possiamo prendere. Giustamente noi le troviamo. Un paio di garze che ci servono. E noi abbiamo anche attivato, a sto punto, visto che è tornata la corrente, il proiettore. Che fai un giretto col proiettore, non vai a vedere cosa mostrano? Is this something they watch on movie night? That looks just like Casey. What the hell is going on? Yoto-O. Yoton-Yo. Yoton-O. Strano filmato, Christian? Molto strano. Cosa ne pensi in merito? Allora, cerco di fartelo vedere nonostante i riflessi di luce. Questo è uno dei primi film e il documento qui ce l'ha detto. Lui nella sua terra era nato e conosciuto come Thomas Zane. Quindi questo è un film di Thomas Zane. Ti trovi fino a qua? Allora, io intanto inizio a tornare indietro. No, allora, esaminiamo la scena. Noi abbiamo visto questo. Era il trailer di un film, Cri. Ed è questo qua. Yoton Yo. Uno dei primi film di Thomas Zane, ma se riusciamo a leggere sotto in un certo modo, troverai che tra i nomi c'è Ati e gli inservienti che fanno la colonna sonora. Quindi Thomas Zane, ancora prima di arrivare comunque a Bright Falls, ha conosciuto Ati. Poi c'è un certo Veikko Allenin. Allen Waco. Allen Waco. Diciamo che c'è qualcosa che non torna, Cri. Noi già abbiamo visto in passato come alcuni nomi simili, anche per quanto riguarda la realtà di Alan, erano modificati. E in una scena del trailer che abbiamo visto, Casey stava guardando qualcuno in ombra, ma ci ricorda qualcuno quella persona. Quindi com'è possibile che prima di arrivare a Bright Falls Thomas Zane avesse girato un film dove c'era qualcuno di somigliante a Casey, qualcuno che ricordava Alan? Ok, sai che? Dimmi tutto, Christian. Tanto vado con calma e tranquillità, dobbiamo soltanto salire sopra. Perché è iniziato il patapato dell'acqua. Ah no, di qua. Ok, tutto a posto. Ehi, calma, calma.
Stanno succedendo cose. Sta rompendo tutto. Allora, Ati, sei ancora qui? I'm Questa missing non some si apre. Forbidden. For your own sake. Ehi, Ati! Time is long for those who wait. But in the end, stand the test. Sheesh. Didn't Ati, see ma you tu there. eri seduto 2 secondi e eri in piedi, portacci tu. In quanto regista. Ati, tu quella cosa ce la dici? Dai, dilla, dai. Dai, dilla. Non la dici. Io lo so che la dici, ho visto un video al riguardo, quindi lo so che la dici. Mi sono preparato, Ati. Allora, qui c'è un bengala e lo lasciamo qui. A sto punto... No, non vuole che entriamo, ma noi entriamo lo stesso. Allora, vediamo un po' se ci sono indizi. A lantern. Eccola qui. Te la Was Cynthia ricordi using it for protection? dal primo Alan Wake? Did she know Lei about era the dark l'anziana con la presence? lampada. A power station. La centrale elettrica dove nel primo need to siamo hurry, I andati guess. nella sua stanza segreta. E la stanza con tutte le I feel lucine. like I'm missing some context here. I'm Qui guessing the woman in this c'è una photograph is not foto Cynthia's favorite. di Thomas Zane insieme a Barbara che lei giustamente non sopportava, perché se ricordiamo quello che c'è stato detto in Alan Wake, lei era invaghita comunque di Thomas Zane, ma Thomas Zane ha preferito un'altra. Riassumiamola così. Tor's a romantic, huh? Thor ha fatto anche i cioccolatini a forma di cuore. Bravo Thor. A dam? Was Cynthia into La civil diga. engineering? Tutti i luoghi che abbiamo visitato nel primo Alan Wake. Allora, The dark indizio. presence uses people's memories, their fears to corrupt them. Oggi ho controllato le luci nel seminterrato. Non posso farlo fare a Bloom, è troppo lento, ma raggiungerle inizia a diventare sempre più difficile per me. Non posso continuare ancora per molto. La lampada di Tom non c'è più, e se ci rifletti è la lampada che noi abbiamo trovato con Alan per switchare le stanze. L'oscurità è qui, dopo tutti questi anni. Ha preso la lampada di Tom, so che è così. Le luci vanno via sempre più spesso e non è rimasto nessuno a impedirlo. Da sola non ce la faccio, non più. Ora non mi resta più nulla di Tom, non so che cosa fare. Rivoglio la lampada di Tom, rivoglio Tom. Le ombre si muovono, non c'è più luce, niente più lampade. Non so più come uscire dalla stanza. Qualcuno ha chiuso la porta, sono stato io? Forse l'ha fatto Tom. Probabilmente per tenermi al sicuro. È davvero premuroso, Barbara non lo merita. Tom potrebbe avere di meglio. Dov'è finita la lampada di Tom? Ce l'avevo io, forse l'ha ripresa, non c'è problema. In fin dei conti era sua. Le ombre si muovono? L'ho scritto io? Che assurdità. Non ci sono ombre. Ci siamo solo noi, io e Tom, per sempre. Ho trovato una cosa strana mentre ero là sotto, un articolo di giornale su Tom, ma lo descriveva come un regista. Tom non faceva film, era un poeta, un eccellente poeta. Ho cercato un po' e ho scoperto dell'attrezzatura cinematografica sempre di Tom. Cosa sta succedendo? C'è qualcosa di sbagliato, so che è così. Allora, Cree, ragioniamo su tutti gli indizi che abbiamo finora. Noi anche dai discorsi e da quello che è successo a Pat, che cosa abbiamo notato? Cosa abbiamo capito che sta succedendo a Bright Falls?
Poi ci fermiamo un attimino in più perché è un punto un attimino proprio di risposta che il gioco ci dà. Tra un attimo se già Marcone ha scritto qualcosa. Ok, niente. Che gli artisti vengono presi? No, penso... tu ricordi i dialoghi di Pat dove faceva pubblicità alla sua amica che vendeva carne essiccata, ma poi il marito ha detto: ma che stai dicendo? Mia moglie è morta 5 anni fa, smettila. Quindi ci siamo resi conto che la realtà si stava plasmando intorno alle persone di Bright Falls e che alcune persone erano immuni a questa cosa qui, per quanto possibile. Questa è la dimostrazione che Cynthia stava bene per il fatto di essersi protetta dall'oscurità per tanto tempo e per tanti anni, è riuscita a mantenere la sanità. No, in generale, nessun problema, credo. Quindi quello che sta succedendo riguardo la questione di Thomas Zane, che è un regista, anche lei che ne è sempre stata innamorata, quindi chi più di lei può sapere qualcosa? Anche lei conferma che lui non era un regista. Perché tutti ricordano che era un regista e perché c'è un articolo di giornale che dice questo? Quindi a sto punto noi ci mettiamo gli indizi nuovi che abbiamo preso. Allora, noi abbiamo il disco, abbiamo un bel po' di cose da mettere, vediamo di farlo subito. Lei ha tenuto per quanto possibile, ha cercato in tutti i modi di resistere per anni, quindi fai conto, mettiamoci nei suoi panni dopo Alan Wake 1. Thomas Zane, che il tuo amore si è perso e non lo rivedrai mai più. Sai che c'è l'oscurità che ti insegue, però lo dice stesso lei, raggiungere le luci e tenere tutto sotto controllo è diventato sempre più difficile. Allora, a questo punto facciamo la profilazione. Cynthia, ci parli di Tom? Di Thomas Cynthia Zane? was close to someone named Thomas Zane. Who is he? Tom was back. Tom had enemies. In a fancy hotel. Just his imagination. The nightmare started to creep in. Cynthia Weaver smiled. An old flame. Maybe Tom was taken. Noi sappiamo dal gioco e da quello che ci ha dato, noi Thomas Zane lo abbiamo ritrovato nella stanza d'hotel dell'Ocean View, che è lo stesso hotel che lui ha detto che avrebbe voluto costruire. Quindi è un caso che Alan si sia ritrovato in quell'albergo lì. E qui c'è il disco. Anger's Remorse by Old Gods of Asgard. I need to play it in the jukebox. Ok, dobbiamo andare nel jukebox. No! Ehi! 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 Calma, La prima volta che uscì mi fece saltare, lo ammetto. Allora. Noi adesso dobbiamo andare giù al jukebox, attivare la sovrapposizione e dobbiamo salvare il nostro parente subito. Però lui adesso ci dirà qualcosa. Dai che lo dici. Dai che lo dici. Non so quanto sia randomica come frase o se si attiva in un momento particolare, ma è una frase molto importante che dice lui. Allora, noi adesso abbiamo il disco, quindi ce ne torniamo giù. Ce ne torniamo... Ah no, era un altro piano sotto, errore mio. Si è chiusa una porta, molto bene. Oh no. Oh no. Allora. Aspetta un attimo, No, taci. Ci sono persone anziane che dormono. Vieni qui. Vieni qui. Vieni fuffolo.
Ah, no, lasciami, lasciami, lasciami. Oh, cazzotto in faccia, Dio. Ok, un colpo è stato in omaggio. Bene. Molto bene, molto bene. Andiamo in una delle zone più difficili del gioco con poche munizioni. Sarà uno spazio, Christian. Sarà molto divertente questa zona. Allora, noi mettiamo il disco. Take control. The song will show me the way. Look in the mirror, the cobweb of my soul, of my face. Abbiamo sbloccato un bel po' di canzoni. Seeking to be whole, driven by passion, Mettiamo un attimo l'ultimo qui e ci aggiustiamo tutti. Allora, a sto punto tu vai qui perché sua mamma, la mamma di Saga, se n'è andata, poi si è allontanata dalla famiglia. Se noi dobbiamo ancora capire se tutto questo è reale oppure no, o se fa parte dell'opera. Ok, poi abbiamo la setta dell'alberello Frizzifrazzo. Vuoi che l'ha istruita su come uccidere i posseduti. Pensa di aver lavorato per lui. In realtà sì, Makes sense. alla fine Rosa ha dato una mano, però lei non è una seguace. Email sul reclutamento di Torre Odin nella setta, quindi noi sappiamo che ci hanno provato i fratelli per tempo, per tanto tempo, ma niente. Bloom, sappiamo che Vladimir Bloom, la persona che lavorava all'ospizio, faceva parte della setta e i fratelli erano i capi della setta. Ma se Alan Wake fosse lo pseudonimo di Zane, e quindi attraverso questo personaggio sta cercando di uscire dal casino da lui creato con Barbara, anche perché Alan e Zane sono identici, quindi Alan è solo un personaggio inventato creato dallo stesso Zane per sfuggire dalle profondità del luogo oscuro. È una cavolata, so che non è così, però poteva essere interessante. Ti aggiungo, ti do un bacino sulla fronte in questo momento per quello che hai detto. Gnagno. Allora, sei su una buona strada, Christian, per quello che io e Gianmarco, per altre cose che poi vedrai, pensiamo. Però sei su una strada buona. Ecco, quindi non è affatto una cavolata. Ansio. Bravo, Christian. Quando dirò dopo questa cosa a Gianmarco, anche lui sarà fiero di te. Noi dobbiamo entrare qua nello The schifo. overlap is at the pond. Andiamo. Ok, dove siamo finiti? Molto bene. Possiamo neanche scappare, non c'è un'uscita. Christian, tu dovresti sapere dove siamo. Tu lo sai dove siamo adesso. Che sei un ragazzo intelligente e che si applica. Allora, scoperto in un bunker allagato il corpo della giovane scomparsa. Ti ricordi che Pat, quando siamo entrati nell'ospizio, ha iniziato a parlare di quella leggenda riguardo il bunker che era stato allagato dove era morta una ragazza? Siamo lì dentro. Nora Esberg, 15 anni, la ragazza del posto che era scomparso sabato scorso, è stata trovata morta nel bunker sotterraneo chiuso vicino alla casa di riposo Valhalla di Bright Falls. È stato confermato l'annegamento come causa del decesso. L'incidente si è verificato durante un raduno di giovani nel bunker. La scomparsa di Nora è stata denunciata dai genitori domenica mattina, quando si sono accorti che la figlia non era tornata a casa dalla sera prima. L'amica della vittima ha suggerito alla polizia di controllare il bunker. La tragedia viene considerata un incidente dalle forze dell'ordine. Tutta la comunità piange la scomparsa della giovane. Qui abbiamo niente e po' di meno che oggetti che non possiamo raccogliere perché giustamente non abbiamo spazio nell'inventario. Mi sembra molto giusta questa cosa.
Devo mettere questo nello slot rapido e ce lo mettiamo qui, così all'occorrenza, che prima cercavo questo, ma l'avevo tolto. Allora, benvenuti all'Ocean View Hotel e Spa. Quindi sto nome continua a ritornare, Ocean View come hotel, poi non è un lago, è un oceano e qui ti chiami Ocean. No. This isn't real. Ecco. Esatto. No, Logan è la figlia di Saga. Nora è un'altra. Mettiamola così. Attento alla dama affogata. Am I going in circles? Stiamo girando effettivamente in tondo. Siamo usciti in tondo. Bene, rimarremo qui per altri 13 anni. Christian, la live è finita. I feel like I've been here before. Noi torniamo indietro. Vediamo se cambia qualcosa. Vedi, la porta lì c'è. Però se noi andiamo qui... Guarda che bel giochetto di programmazione, guarda. Lui ti riporta semplicemente indietro. Però è tutto così fluido che non sembra affatto stia accadendo. E basta tornare semplicemente indietro e ci troviamo alla porta. Potenza della next gen quando viene utilizzato. Allora, di qua non possiamo andare. Di là c'è il corridoio fantasma e non ne usciremo più. Per la cosa che hai detto, Crit, ti posso dare un suggerimento. Allora, senza fare spoiler. Allora, mettiamola così. In tutto quello che è successo da Alan Wake 1 ad ora, anche in altri titoli. Oi Gabri, buonasera. Sì, oramai la vita di Saga e di Alan Wake è racchiusa nei loop. Se non c'è il loop, no, non si diverte. Tu inizi a notare un certo senso di già visto. Gabri, certo, assolutamente. Poi visto che tu hai gusti molto carini e simpatici, fai una cosa, Gabri, mandami il tutto su Discord. Subnautica lo conosco, l'ho iniziato un paio di volte, però non riesco a trovare il tempo di portarlo avanti. Però è bello proprio. Allora, vediamo un attimo. Noi continuiamo ad andare avanti perché non possiamo tornare indietro. Vediamo un attimo qua, qui non c'è niente. C'è una leva. Sento delle voci. Ciao Sabri. Tutto a posto. Un attimo che è arrivata mia cognata, ragazzi. Fatemi salutare, fatemi fare la persona educata e civile. No, aspetta, vengo io là. Allora, un attimo che devo salutare Sabrina, per piacere. Oh. No, non ti preoccupare. Ciao Sabri. Allora, tu vai via. Fermati. Guardalo. Guardalo, guardalo. Ehi, ehi. Però se mi metti nell'angolo non vale. Lo sapevo che mi seccava, lo sapevo. Lo sapevo. Allora. Ok. Il problema è sempre che non posso comprarlo, ma ce la fai a farlo girare soprattutto, che comunque è un po' pesantino come titolo, Che siete diventati dei cani? Allora, munizioni qua. Le abbiamo prese.
Minchia, ci ha fatto tornare direttamente all'inizio e quelle là le avevamo missate. Allora, a questo punto rivediamoci il documento. Sono distratto un attimo, perdonatemi. Quindi ci rifacciamo un attimo tutta la parte qui. Facciamo proprio tutto. Facciamo 1, facciamo 2. Sta cadendo qualcosa dietro. Aspetto che creano giochi in stile Outlast ma con la lore degli SCP. Ma secondo me non è lontano il momento in cui qualcuno prenderà CD e la farà come gioco. Outlast è andato pure avanti, sono uscite un sacco di cose nuove e non ci sto giocando più perché non c'ho il tempo, porcaccia la miseria. Mi ha aggiunto un sacco di belle cose proprio. Allora, a questo punto, visto che c'è il signor Pippo Baudo di là, mettiamoci in assetto tattico. Allora, torniamo di nuovo di là, perdonatemi. Salve. Siamo quelli di prima, siamo quelli di prima. Salve. No, stavolta no. Stavolta no. Stavolta no. Stavolta no. Ho anche fatto una piccola apertura di gambe, ma stavolta no. Ma se ci fanno un gioco... No, ma Gabri lo faranno. Lo faranno in un modo o nell'altro, perché per quanto è cresciuto il fenomeno degli SCP e vedendo un gioco come Outlast e come è strutturato, il primo che arriva a fare CDF il gioco ha vinto. Allora, tiriamo. 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 Allora, abbiamo portato un po' di elettricità. Se n'è andato troppo presto. Quindi noi a questo punto possiamo tirare la leva. E con la luce cambia tutto. Allora, vediamo un po' se c'è qualche oggettino, qualcosa che ci può servire. C'è una cippola di niente. Salve. Allora, di qua c'è qualcos'altro? Qui non c'è niente, qui non c'è niente. La porta dietro non c'è più, ma qui potrebbe esserci qualcosa. Batterie, ok. Guarda, facciamo così per non buttarlo questo. Ci fulliamo. Ecco qua. Allora, a questo punto entriamo nella porta qui anche perché è l'unica cosa che effettivamente possiamo fare. Oh, c'era un signorotto bello. Dove è andato? E qui siamo tornati all'inizio. Siamo tornati esattamente all'inizio. Vabbè, quindi facciamo un altro giro. Firebreak è un gioco di Remedy. Infatti al trailer ho visto cose molto belle. Se non vado errato lo metteranno anche su PS4. Io pensavo fosse solo next gen, però prova il link che ti ho dato e che ti fa... Qui è solo per registrarsi. Se si viene scelti puoi richiedere il codice per una console o per il computer. Quindi prova a fare richiesta. Se c'è la versione PS4 te la puoi prendere tranquillamente. Sono 4 giorni, almeno uno si può provare il titolo 4 giorni senza problemi. Allora, qui sta accadendo qualcosa. Noi stiamo girando intorno. Cynthia. She's here. Siamo di nuovo nel corridoio di prima, quello che gira. Però non abbiamo altre destinazioni. A dead end. Stavolta il caricamento l'ho visto. Stavolta sono riuscito a vederlo. Ok. Quindi adesso qui è proprio chiuso. Solo che non c'erano più strade dove andare. Ma in realtà ci ha switchato di zona. Quindi adesso possiamo continuare. Allora.
Penso che tra domani e dopodomani faranno sapere pure chi è stato preso, visto che comunque inizia il 15. E quello sono proprio curioso di provarlo. Anche perché una volta che è finita Alan Wake 2 e da lui dobbiamo trovare qualcosa per il futuro. Allora, c'è un altro interruttore. No, ma proprio dal sito di PS4 sembra che alle 15... Sì, perché uscirà... allora, il titolo esce a giugno. Locked. Lo stress test, ti ho detto, dovrebbe, inizia dal 15 al 19. Come ho visto il post ho detto sì, ti provo proprio subito, immediatamente. Allora, se noi tiriamo qua... Ok, e qui succedono cose. Non c'è più l'armadietto. La stanza è ricambiata. Ehi. Il vero cattivo è lui, si è mosso. Allora, se noi proviamo a tornare indietro, vediamo che la strada è normale. Allora, qui non c'è niente. Non ti chiudere la porta in faccia, Saga, per piacere. Allora, qui ci potrebbero essere un po' di cose. Munizioni buone, soprattutto per il fucile molto buone. Fucile da caccia e dobbiamo vedere di recuperarle in qualche modo, quindi mi sa che dobbiamo fare una giocata tecnico-tattica. Ma sì, siamo audaci e togliamoci le cure. A sto punto carichiamo questo qua al massimo. Ok, allora salve. Allora, se noi tiriamo qua, ok, anche di qua la stanza cambia. Allora, almeno ci folliamo. Sì, era posseduto un bel po' il legnetto, Allora, bende non le possiamo prendere. Gli oggetti che sono nella sovrapposizione, una volta persi, non si possono più riprendere, quindi è un peccato, però abbiamo trovato la chiave. Quindi, a questo punto noi con tanto garbo ed eleganza torniamo qua. Basta leva. Apri qua. E abbiamo le cesoie. Anzi, le tronchesi. Allora, a sto punto, le tronchesi è un grande upgrade, Christian. Noi adesso possiamo andare in tutte quelle zone, in tutti quei cancelli, in tutte quelle porte che erano chiuse da un catenaccio e li possiamo aprire tutti. Quindi dobbiamo anche tornare a Watery. Se noi spegniamo la luce. Salve. Ecco qua. No, signor Giovanni, no. Oh, signorina, guardi. Allora, le viene con la pala, tutto quello che vuole. Vai giù. Vai giù, mi ricordavo che c'eri. La prima volta mi fece saltare, che non me l'aspettavo. Per adesso te ne vai a fare in culo. Allora, andiamo nella stanza che ci ha aperto se c'è qualcosa. Allora, vediamo un po'. Cassettino. Munizioni, fucile, è sempre un piacere. Poi pilloline sarebbero ottime se trovassimo uno zainetto. Io non ricordo dove si trovavano. Allora, a questo punto noi possiamo magicamente sbloccare la porta e possiamo di qua usare le tronchesi. Tutte le serrature che hanno questo noi le possiamo aprire. Dobbiamo farci un bel rigiro di varie zone. Quindi Christian, per tua fortuna Alan Wake non finirà presto. Sei contento?
Però noi stiamo andando sempre di più nello schifo, a quanto vedo. Ah, perché poi c'è la faccina triste, Christian? Deve essere contento, è un bel momento. C'è più Alan da vedere. Eccolo qua, vedi, lo nomini, lui appare. Tu dici Alan e lui esce. Siamo tornati all'ingresso. Quindi riproviamoci a sto punto. Back again. Siamo di nuovo qua. Allora, qui adesso c'è questa zona. Un po' se c'è qualcosa. Nora. Queste le prendiamo con sommo gaudio. Si sarebbero ottimi avessimo lo spazio, ma va bene. Idem con Patamado, quanti oggetti che stiamo lasciando dietro. Mamma mia. Allora. No, si vede qualcos'altro sotto. Sembrava il corridoio dell'albergo con le lampade di lato. E abbiamo visto la scritta Ocean View. Ocean View. Sarà un caso? Qui non c'è niente. Noi continuiamo ad andare avanti perché altro non possiamo fare. Allora, qui c'è una stanza. Qui c'è un mezzo corridoio, ma è tutto chiuso. Di qua anche. Quindi dobbiamo andare per forza di qua. E siamo almeno 4. Non voglio essere rompiscatole, non ci avevo mai fatto caso a sta cosa. Però questo andrebbe vicino al muro, non sospeso a mezz'aria così. Ok, va bene, va bene. Sarà stata la presenza oscura. Oh, Thor! No, problemi. Problemi. So dark. Oh, I'm sorry, kiddo. The hag tricked me. Tor, I'm here! I'm coming! Allora, di qua ci sono pulsanti. Noi premiamo pulsante perché a sto punto niente da fare. Non va. No! Ehi! 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 You took Tor. I'm here to take him back. I need to get the lights on to reach him. Allora, So damn dark down here. I'm underwater. She's trapped me at the bottom. I don't think I'm gonna make it. I deserve I gotta get out of the water. allora, il problema qual è, Christian? Lei si muove in acqua. Lei si muove in acqua, quindi ogni volta che ci muoviamo in acqua lei ci può raggiungere. this coming. Quindi dobbiamo... I can't stay in the water. No, togliti. Vorrei riuscire a fartela vedere, ma è veloce. Scendiamo di qua. Sale. Lei è in God of War. State sbagliando gioco. Andiamo di qua. Ah! Allora, qui c'era qualcosa. Magari si doveva attivare prima il bottone di qua. Vai, vai. There must be a way to get the power back on. Shit! Ok. L'hanno evitata per una frazione di secondo. Allora. Niente, troppi oggetti stiamo lasciando indietro. Oh, saliamo qui. She's under the water. Scendiamo di qua. Vai Saga. Vai Saga.
Via. Allora vado ad aprire a Gianmarco, torno subito. Buonasera Maria. Eccoci qua. No, c'ho il cane di mia sorella qua, quindi se sentite abbaiare in sottofondo è che è tanto appassionata di Gianmarco. Ecco qua, così la vediamo almeno una volta. Così appassionata di Gianmarco che come lo vede, lo sente, inizia ad urlare: non ammazzare nessuno, Gianmarco. Tieni, take the cuffiet. Buonasera Christian. C'è anche Gabri, o non so se è rimasto ancora o se è scappato come suo solito. Ciao Gabri nel caso. Allora, siamo una band perché a sto punto ti fa un pochettino male. Vai, vai, vai. Ok. Aspettiamo 2 secondi e ci rilanciamo. Vediamo quello che riusciamo a prendere, ma tanto è un po' un problema sta situazione. Vai, 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 vai. Suca, suca. Vai sopra. No. Allora, qui c'è. Uno di questi ce lo prendiamo che ci servirà. Qui non possiamo fare niente, noi continuiamo ad andare a destra. Sali, sali. Ecco qua il generatore. Mi è venuto un attimo un colpetto. Allora, di qua niente, di qua non ricordo se possiamo salire oppure no. Sì. Ok, noi adesso possiamo attivare qui perché abbiamo ridato corrente a tutto. Vai, spingi, ecco qua, a posto. Sconfiggi Cynthia. Lei è una bella boss fight e può darsi ci perderemo un po' di tempo qui. I'm sorry I fucked everything up. You can apologize to him yourself. I'm getting you the hell out of here. C'è anche qualcosa sotto. La signorina Frizzibaldi? Io la voglio anche sconfiggere. Dov'è? E se non è, perché? Allora, intanto qui c'è qualcosa. Magari devo andare proprio di là. Allora, qui c'è qualcosa. Sono buone cose da usare in caso di emergenza. Ok, allora vediamo se era da andare sull'altra scala qui. Salve. Eccola, 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 è il momento gaming. Dove sei? Dove sei, Manigolda?
cane tesoro. Saga, però se un agente dell'FBI si è caduta sola nell'acqua c'è un problema. Dov'è? Oh, eccola là, eccola là. Eccola là. Lei è una grandissima, incommensurabile e stratosferica rottura di coglioni. Quello se continua ad attaccare in un certo modo. Ti fa attacchi traccianti, sfere luminose che ti inseguono, lancia getti d'acqua, si teletrasporta pure se non mi sbaglio, è molto forte e ti fa un male cane. Sì, sì. Della rottura. Ci passai un bel po' di tempo qui la prima volta. Ok, ha switchato. Stavolta ti ho fottuto, vecchia meggera, stavolta mi hai fottuto tu a me. Ho capito, ma me ne lanci 2 consecutive, io che ci posso fare, scusami. Devo curarmi. Curati, Saga Anderson. Curati, Saga. No. Carica, Saga. No, lo sapevo. Cazzo di sfere luminose. Allora, Christian, ce la faremo. Christian, ce la faremo. Che rottura di coglioni. Allora, non è che non abbiamo neanche tanta energia. Allora, partiamo così. Dai, dai. You can apologize to him yourself. I'm getting you the hell out of here. Vai, Saga, non fare la sega. 3, 2, 1. Sì, Christian, ti ho risposto, ti avevo salutato, ti risaluto. Ok. Ciao, bello. Carica. No. No, mi sono dimenticato. Io ti dirgli il messaggio è che questa è l'unica parte che spero di togliere il prima possibile davanti. Per la domanda di prima, il mio cognome inizia per M. No, inizia per P. Di pene. Di Pistillo. Lui è un Pistillo. Gianmarco Pistillo. Ok, no. Carica. Allora? Vieni. No, vecchia sgorbutica che non sei altro. No, vabbè, lunga storia. Ok, mi sono perso, mi sa qualcosa. Comunque no, non è... E va bene, lo accetto. No, però giuoco.
Giuoco, fai il bravo giuoco. Ok. Saga, vai Saga. Puoi morire per piacere, signora anziana? Morta? Sì, ce l'ho fatta. Ah, sì, che bello. Ok, non ci è voluto tantissimo. Eccolo qua. The FBI. Saga Anderson. I'm closer now. I can feel it. You helped me get closer to escaping. Wake? Where are you? Is this coming from the dark place when you were still trapped? I have the clicker. We can finish this. Without the clicker. You can help. Questo è il dialogo che abbiamo visto dall'altro lato. I already have it. I can get it to you. But I have to understand. Did you write Logan into the story? In danger. I need to get back. I'm writing a story. It's the only way. Then change the story. If this is the past, if this is you still in the dark place, then you can do that, right? You cannot write her in. She's my daughter, goddammit! Logan is in the story. I can get him to change it. I have the clicker. I'll make him change it now. He had no A sto right to punto do this Alan to la cambi la storia. to my family. Tor, Eccolo qua, l'abbiamo salvato. Are you okay? You took your sweet time to come save your grandpa, huh? Nice attitude. A family trait? You're right. Sorry. Thanks for helping out an old bastard like me. That's my job. Now, I've got some questions for you. Oh, adesso rispondi ad un paio di domande. Pezzo di me. Oh. And I got an E lui ha delle risposte. Sì. Prego. Dov'è Alan? Che sta succedendo? Quanti giochi ancora usciranno? Fine del capitolo. Niente, non ci saranno risposte. Look in the mirror, the cobweb of my soul, on my face forever, seeking to be whole, driven by passion, raging like a storm, with thunder and lightning, and the hubris I was born, blood-hot and vain, I risk to take it all, blind to your pain, your wounds, my downfall. You can't relight my fire when our shame becomes a pale horse. The stories harboring liar, but you're the sea that can break the curse. For in the twilight of my years, I am nothing but anger's remorse. I am nothing but anger's remorse. E questa era la canzone che abbiamo sentito I am nothing but anger. per poter entrare nella sovraimpressione. Allora, io e te dobbiamo parlare. Parla con Thor, subito. We need to talk. damn right. Lots for me to explain. But not here. The night's got ears. We can have our talk in your head. You have a Oh, room there, attenzione. right? How do you know about that? I'm your grandfather. What don't I know?
Sì, guarda, su Deezer c'è proprio il profilo degli Old Gods con tutte le canzoni e tutto, e ci sono pure i video su YouTube, quindi si riescono a trovare facilmente. Allora, Thor, che cos'è il You luogo know about my mentale? mind place? How is that possible? We all have the power. Find the truth. Damn right I do. Odin already told you you're a seer. You can gaze into their heads, see the truth. See past the lies. Past this bullshit horror story. Us Andersons aren't bound by it. You can fight it. Don't be the story. Make the story. It's true. I am a seer. I have a power. My mind place is more than I thought it was. Quindi non è un semplice palazzo mentale, è altro. I'm seeing their thoughts. Is this Noi why dal I know primo the truth momento about abbiamo me? visto i pensieri di tutte le persone che abbiamo incontrato alla fine. Lei non mi lascia riascoltare alcune canzoni. E c'è un motivo perché Christian, c'è un You said you were motivo. my grandfather. Ho fatto ascoltare una Why wasn't I parte. told about you? You were part of our fucked up family way before this horror story. I was a shitty fucking dad to Freya. Your mom didn't deserve that. Not one bit. Things were said and done. Not a day goes by I haven't regretted it. But that fucking father of yours didn't make things any easier. I know Freya is gone. So I need to apologize to you. Ah, vedi? I am sorry, Saga. I can see Un he's tipo di sorry. cartone. Christian, anche tu ci senti così male? Stiamo parlando da prima, non ci sono stati Può problemi. essere che c'è qualcosa di strano. It all matches. Thor and Odin aren't part of my family. Christian non era parte della storia. Thor è davvero il nonno di Saga. Cioè non fa parte della storia che ha scritto Alan e quant'altro. È la verità questa. E il suo potere è per il sangue e quello che c'è nella sua famiglia la fa essere estranea a questa maledizione o al cambio di realtà. Quindi a questo punto, come suggerisce il nonno, non stare alla storia che ha scritto Alan, ma scrivi la tua. Allora, mia mamma. You said you were a shitty father to my mom. A questo punto chiediamo più informazioni sulla famiglia di Saga. Freya never looked back. My girl was strong. Freya always thought our powers had a dangerous side. Odin and me did fuck with things that should not have been fucked with. Your mom had common sense. She raised you right. Kept you safe. I'm not surprised she didn't tell you about the Anderson power. She was always protecting me. Whenever I told my mom about my mind place, she called it make-believe. Ma in realtà non era così. More honest with me. At Ma least francese, cos'è che c'ho io la voce scesa pure, quindi forse per questo non si sente. Sentite? Ditemi se si sente. Sto morendo. Voglio capire se loro lo sentono, giusto per... No, Francesco, non mi conviene, non mi conviene. Adesso una piccola interruzione, aspettiamo un attimo che passerà. Che se no mi devo mutare il microfono.
Scusa, puoi mettere Herald of Darkness per piacere? No, Christian ha detto non la conosce, non avevo dubbi al riguardo. Sto morendo. Ma la cosa bella è un quartiere così grosso giusto sotto casa mia, cioè non è che poi stanno a fare di qualcuno e non lo sapevo. No, ha chiesto un applauso. Francesco dice Prova. Ok. Funziona esattamente come prima. Francesco, senti, non lo so, che io lo sento bene, il live lo stanno sentendo come al solito, sono giorni che non tocco le impostazioni audio e non è la prima volta che tu dici che c'è un errore, sicuro che non è del player da dove stai vedendo? Che sennò per una cosa del genere devo staccare la live e fare controlli, quindi... Cioè che la prima l'hanno fatta, meno uno. Ma aspettiamo le altre. Francesco, sei l'unico che si lamenta del microfono. Io che cosa ti posso dire in questo momento? Dimmi tu. Che sennò finisce come le altre volte che mi dici che c'è un problema e poi alla fine eri tu. Io non ho impostazioni da muovere e non le sto muovendo da giorni. Massimo, l'unica cosa che posso fare è fare questo e mettere qua su moderate, ma proprio al massimo. Per altre impostazioni io qua non ce le ho, sono le stesse che abbiamo da settimane. Facciamo così al massimo.
have the clicker. Can I use it to save my daughter? An amp? Get your guitar roaring, and your drums crashing. Blow reality's eardrums. Just the light switch isn't enough. It's Tom's story we're dealing with, so he's gotta be the one to rewrite it. After that's done, he can flick that switch to bring the whole thing home, baby. I can't use the clicker without Wake. Tom. Meaning Wake. He needs to rewrite the story first. I can't stop the horror story without him. Mom wouldn't talk about my father. You knew him? Some doors are better left closed. Your dad was a complicated bastard. Always thinking too many steps ahead. That's not how we work. There was trouble, and then he was gone. I didn't handle it well. Freya didn't want anything to do with me after that. I can't blame her. I never knew my dad or my mom's family. So many broken relationships in my past. I won't lose mine. With Logan. With David. I won't stop until they're safe. Overlaps require pieces of art to enter. Is that because of the Dark Place's focus on art? The story doesn't affect me like it does other people. Because of who I am. Because of my family. Wake needs to be the one to rewrite the ending. And I'll need to keep an eye on him. Sure. Okay. The way Tor behaved? I'm surprised my mom hung around for as long as she did. But he is genuinely sorry. Tor and Odin can actually speak with me in my mind place, thanks to their own powers. Tor and Odin are my relatives. The evidence fits with what I know is true. It's a lot to process. Tor is here, in the overlap. Gotta find him and get the fuck out.
Wake wrote Logan into the story. He had no right to use her like this. There is still time to make him fix it. I won't give him a choice. Thanks for telling me this, Tor. I need to go find Wake. To stop this. The old gods of Asgard will be ready to help. Me and my bro will bring the rock when you need it. Remember, your daughter is alive. Just kept from you by this bullshit horror story. I needed to hear that. Thanks, Grandpa. Don't worry about me, kiddo. I'll drag my sorry ass over to Odin. A few shots of the Andersons' finest will fix us both up. See you soon, Saga. The FBC is holding Wake at the sheriff's station. I need to make Agent Estevez understand. They have Wake and I have the clicker. We have to work together to stop this. Casey. Do you read me, Casey? Damn it. Where are you, Casey? He better be okay. Focus, Saga. Get to the station, to Wake. When Cynthia Weaver was downstairs at breakfast, Rose snuck into her room. With all the lamps in the room, it took her a while to find the one with an angel. Luckily, the dream Alan had sent her had been very clear. Rose was certain that Cynthia would not miss one lamp. She had so many. Tonight, Rose would put the lamp in a shoebox and let it sink into the garden pond. That's what Alan wanted. That's how she could help him. The thought made her whole body buzz with joy. Cynthia knew the lamp was missing the very moment she came back to her room. She was overcome by grief. It had been Tom's lamp, one of the few things that reminded her of him. It had not worked in a long time with the cord severed and the light switch gone. But there are other kinds of lights than the ones we can see. The invisible light of the angel lamp had held Cynthia together all these years. With tears welling in her eyes, she didn't see the shadows shifting in the corners of her room.
Another cult stash? Crossing the line. Hear it. Hear it. Hear it. Hear it. Shut up! You die! Up next, we had a guest lined up. I have it written down here somewhere. What's this say? Jim Figamore. Figamore? Figamore. I know that name from somewhere, but... Oh, the lion's lighting up, so that could be him. Hello, you're on with Pat Maine. Hey, it's Terry. I'm at the Elderwood Palace Lodge, and there's been a shootout. FBI everywhere. I think somebody's dead. I was working the front desk when bullets just started flying. I had to hide under my desk. Oh, gosh, Terry. Clearly a bit of embellishment on your part. But it sounds like maybe Russ Hammond's been hunting quail in the off-season again. Quail? You're not listening. They shot up the whole damn hotel. And that's not all. I swear to sweet Jesus Murphy, I saw Alan Wake walk in before it all happened. Alan Wake? Now, is that one of Mandy May's kids?
Alan fucking Wake, Pat, the writer. You've talked about him on the show. He disappeared years ago. Disappeared, you say? Okay, this is all coming together now. See, people were calling in about Wendy Davis going missing, but it sounds like they have her confused with this Alan Walker fellow you're talking about. Terry, you were there last Sunday at the market selling those cuckoo clocks when I came to visit, remember? Pat, no. And who was selling beef jerky in that stall next to yours? Wendy Davis. Davis Family Beef Jerky. Now, how can she be selling me beef jerky on Sunday and be missing since 2010? It's ridiculous. Wendy's fucking dead. I'm talking about Alan Wake. Jesus, Pat. This is serious. I'm trying to put the warning out. There's something wild going on. I gotta go in case they come back. Okay, that was Jim Figamore, everybody, and he'll be running for mayor this, wait, no, that was, anyway, that's our show for today. Every night was bingo night at the Valhalla nursing home. Each time Rose drew a ball from the cage and called out its number, some of the residents shouted bingo, no matter what was on their cards. Some of them sat mute, their cards full, never calling out. Some of them would try to steal the ball from her. Some of them would chastise the others for acting out. It was like herding a clouder of cats. Rose didn't mind. She liked cats. She knew she was where she was supposed to be, with her little Vikings, waiting for the hero to come. Tonight, the residents were restless, more so than usual. Ahti was wearing Blum's coveralls again. Tor stood by the phone. Too late. Rose saw the hammer in his hand. The garden lights started to flicker, the darkness and rain pressing against the windows. The time drew nigh. Adesso sentite tutto, purtroppo sentite tutto. No, davvero sono arrivati problemi col microfono 2 secondi fa perché era selezionato e non cacciava niente. Sono rientrato per dire a Re che aspettate un attimo perché c'ho un attimo il concerto qua sotto ancora da mezz'ora che va avanti. Se volete vi lascio sotto così sentite un pochino qualcosa, però non so se mi bloccano per copyright strike poi. Allora io provo a cercare la chiave nel frattempo, ci facciamo un giretto qua e vi lascio solo con la musica del gioco, appena finisce riattacco. Another one of those lunch boxes. Sì, in realtà ve lo posso confessare, una dedica che ho fatto fare per Gianmarco in segno di affetto, amore e fratellanza, quindi sono canzoni tutte per lui queste qua. La sentite la passione caliente del sud?
usual. I don't see what this means, but I see it. The Cauldron Lake! Generals wearing gloves, coveralls again. Gianmarco si è affacciato per andare a vedere. Ho detto tutto. Ormai l'hanno preso, è fatta. This was a impasse. Eyes, search woods. In each depressing. Ah sì. Senza senso. Aspetta un attimo, aspetta un attimo. Gianmarco si è affacciato, ha visto che di fronte hanno messo comunque un piccolo baretto, piccolo chioschetto. Non si vede più niente, ragazzi, è Silent Hill. E ho tenuto molto tempo senza audio, ma i fuochi sono andati avanti un bel po'.
Raga, Finito? senza Ok. senso, ragazzi. Durato 40... una mezz'oretta 40 minuti. Vabbè, comunque la performance così. No, performance... Ha pavato, quindi performance mezz'ora, lavate, fa. giustamente. Ma ne ha fatto. Sembra giusta sta cosa. Io non so nemmeno chi sia il cantante. Ma non mi interessa neanche chi sia a questo Però, punto. bravo comunque. No, allora che non è che c'è un evento, è che noi stavamo facendo la live, tanto carini. È arrivato Francesco che ci ha iniziato a dire, vedete, avete un problema col microfono. Da lì è successo che è partita una festa sotto casa mia, c'è un compleanno di qualcuno e hanno fatto un cantante neomelodico più fuochi d'artificio. Stiamo facendo questo da 40 minuti, con questo che canta e sparano fuochi. Adesso è tornato un po' di tranquillità. Devastante. Io, ragazzi, anche perché mi sono distratto durante la partita, ho risposto pure un pochettino in maniera non piacevole a Francesco, ma avevo previsto che succedeva qualcosa del genere. Vi posso solo dire scusate da parte mia, anche se non è il mio compleanno. Non fatemi mai una cosa del genere al mio compleanno, per favore. No, non è colpa di Francesco, no. No, non è colpa di Francesco, è che è stato l'evento scatenante. È arrivato lui, poi è arrivato tutto dietro a sequenza e non abbiamo capito niente. Personalmente non ho capito niente per 40 minuti. È stato bellissimo, ragazzi. È stato veramente stupendo. Le altre volte si mettevano comunque in zona e nelle vicinanze, però non così proprio sotto casa, cioè era praticamente sotto casa mia. Però c'hanno il free bar, raga. Però c'era il free bar. Dovrei andare a prendere tipo 2 drink. Ma guarda, sfregi chi sa pigliare, mannaggia la miseria. Allora, siamo tornati sani, siamo tornati tutto a posto. Christian, ho cercato di farti notare delle cose per non stare troppo tempo fermo, perché avevo capito che ci sarebbe voluto un bel po' di tempo. Allora, di quello che abbiamo parlato con Thor, di Nina abbiamo parlato con Thor e poi è successo tutto questo e siamo già belli avanti. Allora, Cri, ti devo far notare delle cose. Tu di quegli audio hai qualche domanda o hai notato qualcosa in particolare? Perché ce n'è una. Ora, a prescindere dal casino, io ti posso far pure risentire l'audio, cosa che non faccio di solito e lo sai. Però se vuoi te lo rimetto, uno in particolare, perché tu quello lo devi ascoltare. Comunque Regen, se vuoi per il compleanno di Vincenzo Tony No. Colombo si può fare. No, ragazzi, No, è ragazzi, uscito no. di prigione. Ma non mi interessa. Adesso proprio. Allora, Scusa, aspetta, visto fammelo che qua ci parlare. attaccano. Visto che qua ci attaccano. Regen, Lo manda al compleanno di Regen. A posto. vai. Regen, per il tuo compleanno Tony Colombo. Prendiamo Tony. Allora, parlo di questi, profilazione. Di questi qua ce n'è uno che è particolarmente, dal punto di vista mio, molto interessante. Io te lo rimetto, non ti dico altro, tu ascolta già dai primi secondi e traiti delle conclusioni. Mom wouldn't talk about my father. You knew him? Some doors are better left closed. Your dad was a complicated bastard. Always thinking too many steps ahead. That's not how we work. There was trouble, and then he was gone. I didn't handle it well. Freya didn't want anything to do with Tuo me. padre era un maiale, Potter, è vero, è vero. I can't blame her. I never knew my dad Allora. or my mom's family. So many broken relationships in my past. I won't lose mine. With Logan. Christian, allora, I won't mettiamola stop until così. you're safe. Anche per ripagarti dell'attesa e del problema che c'è stato, ti tiro una di quelle cose che io e Gianmarco pensiamo, ma che non sappiamo ancora allo stato attuale se c'è una risposta oppure no. Allora, quindi Saga stava con la mamma, stava con i nonni, è successo un casino col padre di Saga e del padre di Saga non si sa più niente. Però sommiamo due dettagli: lei ha dei poteri. Hai sentito la frase che dice all'inizio? Alcune porte devono restare chiuse. Some doors must be closed. Ora, se calcoliamo che lei di etnia è di colore scuro, se tu metti sti puntini insieme, che cosa ti viene fuori?
senza Toro si è presa anche una martellata elettrica, lasciamo perdere. senza venire. Ecco, allora, noi pensiamo, non c'è ancora una prova, forse la troveremo avanti, chi lo sa, che in realtà Dor sia il padre di Saga. Noi pensiamo sta cosa, pure per come è stato fatto quest'audio e tutto quello che c'è dietro. Inizi a parlare del padre, dici alcune doors devono restare closed. 2 più 2 potrebbe fare 4 in questo caso, anche perché se il Saga è originaria davvero di Bright Falls, noi sappiamo che Doors, dalla lavagna che ha preparato Team Breaker, c'era sto Door nei pressi di Bright Falls, però all'improvviso è scomparso. Tutta suo padre. Allora, non abbiamo ancora conferma di sta cosa, però sommandolo con quest'audio, se ci pensi, Qualche sospetto. qualche sospettino c'è. Andava a nigeriane, no, in realtà ha fatto ben altro e sta cosa la scopriremo. Ecco, qualcosa di Dor la scopriremo. Allora, direi, anche per cambiare scenario e tutto, noi qui con Saga abbiamo fatto e dobbiamo tornare in città per andare a parlare con Alan, che abbiamo visto che è stato assaltato dalla gang del bosco, mettiamola così. Però noi non ci troviamo su un punto e Saga pure gliel'ha detto Alan, ma se tu sei fuori, io sto parlando con una versione vecchia di te che si trova ancora chiuso dentro. Andiamo a vedere un pochino Alan, perché è un bel po' che non lo vediamo. Ah, Gianmarcone, oggi c'è stato l'annuncione a sorpresa e inaspettato. Live il 15 maggio sui canali ufficiali Asus. È uscita oggi l'immagine dove è stato liccato che Persona 5X uscirà in versione inglese all'uscita della versione giapponese. È stato annunciato un direct per il giorno 15 alle 4 del pomeriggio dove daranno data della versione giapponese e notizie sulla versione in altre lingue. Ok. Quindi dovrebbe uscire la global. Sta arrivando. Sta arrivando, sta arrivando. Si sta espandendo. Sì, Come sì. tu. No, no. Allora, noi con Alan Tanto io trovavo tutto, quindi problemi no avere dove. dobbiamo andare a Parliament Tower. Alan, ti troviamo bene. Allora, vediamo dal punto di vista di Alan, visto che abbiamo ricongiunto i puntini e ci siamo ritrovati con Saga con la stessa scena che abbiamo visto l'ultima volta con Alan. A questo punto continuiamo con lui. Torniamo in casa di Alice e vediamo un attimino se è cambiato qualcosa. Dai Roma. Allora, prendiamo l'ascensore. Ascensorino. Devo leggermi quella cosa di Ati se la faceva vedere solo in quel blocco lì, altrimenti ti faccio vedere il video, Griff. No. Return. Initiation, capitolo 6. Control 2. Remedy punta su un budget più sostenibile dopo il caso di Alan Wake 2. Sostenibile perché poi il grosso dei casini è successo pure per società di consulenza e quant'altro. Però quello che è stato investito sinceramente a schermo è tanta roba. È tanta roba. Quindi Però non vuol dire che la qualità calerà. no, assolutamente. Remedy è sempre salita con la qualità. Che la trama sia sempre Ho detto anche prima in live, e poco prima che iniziavo, è uscita la registrazione per il technical test di Firebreak. Ho fatto richiesta e ho dato anche un codice a Christian. Se prendono me o prendono lui, comunque qualcuno di noi ha modo di provarlo. Dal 15 al 19. Allora, questa è casa di Alice. C'è un computer. Come va? Quindi Barry si teneva in contatto con Alice. Noi nel gioco non l'abbiamo visto proprio. Ciao Alice, tutto bene? Scrivo solo per sapere come stai. Ho provato a chiamarti ma non hai risposto. Probabilmente sarai immersa nel tuo processo creativo. Conosco bene il comportamento di voi artisti quando siete nel bel mezzo dei vostri progetti.
tutto il resto scompare. Se mi richiami e non rispondo è perché sto facendo quello che dovrebbe fare un produttore esecutivo, che per me è ancora un mistero. Oh, e se ti serve il mio aiuto per qualsiasi cosa relativa alla tua mostra, conta pure su di me. Ci penso io. Ciao Alice, sono circondato da squali. Adesso dalla storia di Hal vogliono trarre un film, una serie TV, oppure, e questa è la cosa più assurda, un cazzo di videogioco. No. Quindi vogliono fare un videogioco su Alan Wake, il gioco di Alan Wake, ci sta. Inoltre, in caso lo venisse a sapere da qualcun altro, Tammy Booker, un'autrice di True Crime, sta lavorando al libro su Hal, la ragazza che abbiamo incontrato all'inizio del gioco. Ho detto al suo editore che sporgeremo denuncia. Tranquilla, ci penso io, il tuo amico Barry. Questo è 6 mesi fa. Quindi le scrivevo ogni tanto per sapere come stava, perché Barry, come abbiamo detto prima, era impazzito un attimo dopo gli eventi di Alan Wake 1 e prendeva delle pilloline per... Non esiste quello che ho visto, in realtà è esistito, però comunque è stato vicino ad Alice in qualche modo. Sono in una setta, saluti da Hollywood, quindi ha cercato completamente di cambiare vita. Non siamo entrati nella stanza con la spirale con Saga perché la porta non si apre. L'abbiamo provata più volte ma non si apre, Christian. Non si apre in nessun modo. Qui c'è qualcosa. Oh, ciao Alice. After Ellen died, I didn't leave the apartment. I was flattened by the confusion, shock, Ci si vede più grande. the guilt, fear. I could barely get out of bed. Barry Wheeler started visiting. He even cooked me meals. I couldn't stand the guy when I first met him, but he's a better friend than I gave him credit Questo for. davvero tanto. Quando l'avrà finito ci possiamo aspettare. Allora, buonasera per Luigi. Alan Wake è il primo progetto che ho portato sul canale e lo porto fino in fondo. Già abbiamo portato pure gli altri titoli e mi sto adoperando nei prossimi giorni per tornare a giocare ad Expedition per bene, con più tempo e con più tranquillità. Divento la Claire Obscuro, facciamo quel fantazio. Divento anche io il chiaro oscuro probabilmente. Io se mi vanno bene alcune cose, forse, ma tanto forse, riesco a rifare anche le live il pomeriggio in alcune giornate. Non tutte come facevo prima, però riesco a fare anche live di pomeriggio. E qui c'è qualcuno che sta scendendo in acqua e c'è una mano che sale, va bene. Vai Christian, ti aspetto. One morning, I saw. Metto pausa senza problemi. Anche perché sono parti importanti. Ok, a posto. A deer soared past my bedroom window. It was a balloon of some cartoon animal. And I looked out at the street below. Ok, ci And I siamo. saw a little girl crying. Like losing that balloon had just ended her whole world. It was the perfect image of the horror. Oi papà, buonasera. Buonasera. And that's when I got myself out of bed. No, And I picked up non my è camera. Logan. Ok, parte 2. Vediamo se c'è qualche indizio, qualcosa. The Comeback. There was something in the dark. Something I needed to see, to show. The more shadows I photographed and found, the more I felt like I was on the verge of a breakthrough. I submerged myself in it. I only went out at night. My search became obsessive, but I still had no idea what I was looking for.
Lei si rendeva conto che stava succedendo qualcosa, però ha visto il marito morire. Te lo rivedi così sull'uscio di casa in modalità demone, adesso ti ammazzo. Le domandine te le inizi un attimino a fare, che c'è qualcosa che non va. Ah sì, il meno 18 per Night Rain assolutamente non ci stavo neanche pensando. A dark tide ebbing and flowing against reality. Faces in the shadows. Bimba più sono elementi ricorrenti, mettiamola così. That vast, paralyzing ocean. Per questo prima ti ho detto, se ci fai caso ci sono alcuni elementi che stanno ritornando sotto varie forme, mettiamola così. È un discorso difficile e non ti voglio fare spoiler, però inizia a notare sta cosa. Ma a partire da Alan Wake 1. Oh, c'è qualcosa. C'è qualcuno. Per l'uomo che non deve chiedere mai. Ecco qua, volevi la porta con la spirale aperta? Ecco, fatto. A posto. E questa è la stanza dove lui scrive e dove modifichiamo la lavagna. The full manuscript of a novel. Return. A horror story about the dark presence escaping from the dark place, taking over Bright Falls. I couldn't remember writing it. I had not written it. I would never write this. I knew who had. Scratch. C'è solo una persona che può averlo fatto. If this story came true, Scratch would get out, people would die. Destroying the manuscript, it wouldn't stop it from happening. I would have to fix it, edit it. I could not change the genre of the story. I'd have to work within the constraints set by Scratch. I needed someone in the story to fight the darkness. Saga Anderson. I kept seeing her in my visions. She was already in Bright Falls, already involved, but she was not in Return. Not yet. I'd write her in, try to stop Scratch within the limits of the horror story. It was almost impossible. It was taking too long. I had not reached the end. Prego, commentate. Christian, soprattutto tu che segui dall'inizio la saga, racconta quello che hai visto. Racconta tranquillamente. No, allora papà, la situazione è un pochettino più complicata. Allora, noi siamo arrivati qui. Abbiamo avuto la certezza, anche tramite Alan, che ha capito cosa sta succedendo. Graffio ha scritto una storia, essendo lui la sua parte oscura, la parte oscura di Alan Wake, ed essendo parte della presenza oscura, anche lui ha il potere di riscrivere la realtà. Ci ha messo tempo per capire sta cosa, però la sta attuando. Il problema è che se scrive una storia horror dove Graffio lascia la presenza oscura e va nel regno normale dove siamo tutti noi, iniziano ad esserci problemi. Se ci fai caso, nelle pagine di manoscritto che abbiamo trovato in giro c'erano sempre delle annotazioni e delle cose cancellate e riscritte poi a penna. Alan, vedendo Saga e vedendo che non c'era ancora nella storia, non poteva modificare quello che era successo, perché la base già era stata fatta da Graffio, ma ha iniziato a riscrivere sopra quella storia. La sta rimodificando in tempo reale. Alice che ha notato qualcosa di strano, però Alan ha capito che sta cosa non l'ha scritta lui. Ha capito che non ha un certo tipo di ricordi. Se ci pensi, esattamente come nel primo, quando perde la memoria la prima volta, ti risvegli dopo una settimana, ma io sto libro non l'ho scritto, invece poi l'avevi scritto tu. Quindi invece dà una spiegazione diversa, dice ok, sta storia l'ha scritta Graffio, la presenza oscura non può uscire dalla zona di Bright Falls e gli effetti li stiamo già vedendo. La storia della figlia di Saga,
la storia di Pat e delle persone che ricorda male, che abbiamo capito che ci sono persone che sono immuni per quanto possibile fino a un certo punto a questo potere. Graffio spara ad Alan, dopo quest'ultimo ha cambiato la storia di Return, quindi Alan non muore veramente ma viene teletrasportato dentro la storia. Nini, ci sei? Bella teoria. Sei sulla strada giusta, Cri, per la seconda volta stasera. Io ho già detto a Gianmarco quando ho mutato prima quello che mi hai detto. Ci sei? Ci sei? E già ci siamo risvegliati più volte così, Christian. Stop me before I could finish my edits to the manuscript. Esatto, The memory of my esatto. edits was already fading. Terrible things would happen if the manuscript came true. Scratch was there, at Parliament Tower, undoing my work. He could use the story to escape. He could go after Alice. Allora, Cri, la parte che ti ho censurato nel video, quella lì dell'outro, era sta scena. Esattamente questa che abbiamo visto adesso, quindi per questa ti ho fatto quel leggero attento spoiler. Non c'ho il tempo di modificarla adesso in tempo reale perché non credevo che riuscivamo ad arrivare qui. Poi la settimana prossima la sigla ce l'avrai completa. Non la puoi andare a vedere che non la puoi andare a vedere, però allora a sto punto noi rimettiamoci a sedere. Abbiamo una parola del potere da mettere. Allora vai di doppietta, perché se sta qui significa Alan deve ancora completare qualcosa. Allora, noi l'abbiamo visto con Thomas Zane. Thomas Zane ha detto io ho un piano, facciamo. Non c'è stato fatto vedere nel dettaglio che cosa, però qualcosa sta effettivamente capitando. Ci troviamo le sovrapposizioni nel mondo reale. Alcune volte quando camminiamo in alcuni luoghi, hai visto come ti fa vedere due luoghi contemporaneamente? È la presenza oscura che sta diventando sempre più forte e sta sovrascrivendo la realtà. Quindi non c'è da completare qualcosa. Alan la storia la stava modificando. L'ha detto prima, non sono arrivato al finale, è una buona storia, una storia coerente, una storia attiva per far sì che la presenza oscura attivi i suoi poteri, attivi quella di Alan, e che deve avere un inizio e una fine. Per le modifiche che ha fatto Alan e che abbiamo, tra virgolette, fatto noi dall'inizio del gioco, manca il finale. Quindi dobbiamo tornare a casa di Alice. Quindi ci serve un'altra scena del crimine, perché per scendere più all'interno di quella che sembra la presenza oscura e switchare di posto ma restando contemporaneamente nella stessa zona, bisogna trovare un omicidio. C'è chi va a caccia di funghi, c'è chi va a caccia di farfalle, c'è chi va a caccia di omicidi. Allora, rimettiamoci qui. Zane had said we worked on Return together. That was a lie. Scratch wrote Return. I would pay Zane another visit. He had guided me to 2 murder sites. I needed a new one to get back to Parliament Tower. A new draft of initiation. L'ultima volta che noi siamo stati qua sono successe cose. L'ultima volta qua abbiamo fatto un musical. Maschere, Initiation 7. Quindi Thomas Zane ha mentito. E qui è pieno d'acqua. Chi lo sente, Moador? Allora. Babbo Natale sei tu? Non è Babbo Natale.
I don't have time for this, so let's get over with. Tell me, was this all fake? A show? No one said otherwise, Mr. Wake. It was to indulge you, but we can stop pretending now. Masks come off. No, I wouldn't go that far. I don't even think you know who's under your mask, but you know how to make things difficult for yourself. All these rules, endless, convoluted loops you insist on going through. You are so lucky, you know. There are so many people helping you. Armies of people. Myself. Your wife. Alice. Quindi l'ha detto ci sta aiutando. She's in danger. Facendoci fare un musical, ma ci sta aiutando. Because of you. And so is someone important to me, someone you pulled into this. You keep opening doors. Che ha trascinato poco fa Dor dicendo devo aggiungere sta persona nella storia. I don't know what you're talking about. I have to go now. Maybe you will make it through this time. This has gone on long enough. This and our Night Springs. It was a nice distraction. It's time someone gave me a straight answer here. Bravo Alan. C'è Christian che già fa ciù, vuole risposte. Next time we meet, the circumstances will be very different. And you would do well to return the favor by playing your part. Or stay out of my way, Mr. Wake. Questa è una minaccia, signor Dor. Whatever you say. Quindi Cree, dopo sto dialogo possiamo pensare ancora di più che Saga è la figlia di Dor? Finally coming off. Was it a sign I was closer to escaping? I had no time to waste. Ecco, però se poi ti blocchi su uno scalino c'è un problema. Allora, non ce l'ha detto, però gli indizi sono chiari. Allora, a sto punto noi rientriamo qua. Ah, non c'è la save qui? No, aspetta, che questo giustamente non è il mio camerino. Neanche questo. Ci hanno tolto il camerino. Ci hanno fottuto il camerino. Va bene, andiamo a salvare fuori. Salve. Salve. Dor gliel'ha praticamente detto: tu hai messo in mezzo una persona a me cara, tu fai il bravo e non ti succede niente. Ora l'ha detto, ci sono molte persone dalla tua parte, io, tua moglie, quindi in che modo farci fare un musical ci sta aiutando? Eccolo qua. Eccolo qua. Ciao Ati. Non siamo Tom. Mutta on what set the granny in the snow. When the panic is biggest, the help is also near. Dor didn't seem happy to see me this time. Fearing the master is the root of Bene, però poi c'è sta pistola, ti parti un colpo, fai furiati, è finito. The game get you down. He's playing his role. Maybe put him in your films, Tom, like you have put me. La scena di crimine che cercavano potrebbe essere legata alla figlia di Saga. Ascolta i dialoghi che stanno avendo Alan e Ati. What films? I'm a fan of your masterworks. There is Tom the Poet, my favorite, and Uur den Uur is the most famous one. Il film di cui abbiamo visto prima il trailer. Is it true what I hear? That it's coming back to cinemas soon? Is there a bottom to this rumor? Dobbiamo arrivare a casa, Ati. Can you help me? Well, plan is half done. You asked me to make sure you won't forget the
Mikä se valokuva oli? The light pictures. The photos you artist wife took. They are waiting in the shoebox in the basement. What you leave behind, you find in front of you. Okay. Ok, grazie mille Ati. Grazie mille Ati. Allora. Ci ha chiesto e ci ha suggerito di riprenderci queste foto di Alice. Allora. Scendiamo torcia perché problema. Il basement è in basso. Allora, io. Allo scantinato, ok, al piano terra, quindi dobbiamo tornare di là, però queste sono tutte cose che dobbiamo fare la prossima volta, che noi adesso dobbiamo salvare. Vedevo ci fosse ancora il punto di salvataggio dietro. Allora, mi sembra c'era un... ecco qua, fine parte, ok. Allora, ci ha dato un'altra canzone e abbiamo Yoton Yo e qui possiamo salvare. Allora, Christian, ce l'abbiamo fatta nonostante i problemi e le difficoltà. Per questa sera abbiamo finito, però solo per questa sera. Io ti faccio sapere per il codice e ci teniamo aggiornati, e se riusciamo anche a fare la prima partita insieme in qualche modo mi farebbe molto piacere. Allora, noi lanciamo adesso la sigla e chiudiamo Alan Wake. Datemi giusto 2 secondi che passo i cavi. Devo rimettere l'HDMI perché se giochiamo a Blueprints con lo schermo piccolo ci uccidiamo gli occhi. E torniamo. Giusto il tempo della sigla. Järveks luulin merta kerran, runon lausui hän. Mysteerin sen syövereissä vietti elämän. Alla synkän valtameren varjois vaeltaa. Etsi tietä valon luokse armaan ainiaan. Yksin sankar yön syvemmälle matkaa pois. Se taakka hänen harteillaan kuin lupaus aina ois. Täs pelissä tää narri lyödään maahan aina vaan hetki kuos lepo suodaan jo takas kutsutaan. Järveks luulin merta kerran. Allora, il video è andato fluido o si è staccato a metà perché ho attaccato il cavetto proprio mentre lo stavo facendo, così da ottimizzare un pochino i tempi. Allora, dobbiamo solo caricarlo e dobbiamo cambiare le categorie, se no Twitch ci sculaccia. Allora, ecco qua. Ok, se l'è preso. Oi Sensei, buonasera, abbastanza bene. Abbiamo avuto un concerto mentre facevamo la live in sottofondo, però tutto bene. Allora, siamo tornati dal principe mezzo sangue e anche maledetto. Allora, ieri, per chi
non ha visto la live, il principe ha preso tante botte. Siamo riusciti a completare un bel po' di enigmi pesanti e impegnativi con facilità, anche grazie a Regan che ci ha dato il codice. Laggato un attimo il principe, tutto bene. La sigla è andata benissimo e ti ringrazio. Grazie mille, Sensei, perché faccio la play cambiando un attimo il cavetto HDMI, quindi per non perdere tempo ho detto stavolta lo provo a cambiare mentre sta andando il video. Si era staccato a me un attimo, pensavo fosse accaduto qualcosa anche a voi. Ok, così pure per le prossime volte o in generale con la play ci vado meglio. No, Christian, non ti preoccupare, vai tranquillo. Ci sentiamo in questi giorni e ci teniamo aggiornati. Buona serata e spero tu abbia apprezzato le dediche in napoletano. Spero ti siano piaciute. È stata una puntata un po' particolare stasera. Buon riposo. Allora, ci apriamo le solite 3 porte. A questo punto, Giamma, noi dobbiamo fare il super piano d'attacco adesso. Ci serve la pump room e dobbiamo svuotare il lago per prendere la chiave delle stanze. Ok. Dobbiamo poi riempirlo eventualmente, no? Ma tanto non ci serve perché dalla foundation, visto che abbiamo spostato il carrello, non ci serve più andare dall'altro lato. Abbiamo fatto pure l'enigma, non ci serve in nessun modo. No. Quindi in questa run a noi ci conviene puntare a farci il passaggio per l'anticamera. Sì, innanzitutto. Già quello più la foundation, andiamo giù, rifacciamo l'enigma, apriamo la leva e puntiamo in alto. Se riusciamo ad avere la pump room e svuotare per prendere la chiave di una di quelle 8 porte, riusciamo a fare pure qualche altra cosa. Però le possibilità... Forse ci conviene iniziare ad andare giù ad aprire la porta pure. E poi entrare dentro e andare direttamente Oddio, là. effettivamente la possiamo già aprire adesso. Io più che altro volevo andare lì con la chiave già, però come hai detto tu pure mi piace. Ce la iniziamo ad aprire. Tanto mo Se comunque riusciamo dobbiamo ad uscire arrivare fuori. bene, e se no amen. Allora, facciamo Quindi così. questo non possiamo fare. Facciamo così. Anzi no, guarda, Sì. ti dico la verità. Sì. Non esco no, fuori dobbiamo uscire, volevo risparmiare qualche passo. Ma dobbiamo mettere appunto pure la stanza. Ci conviene mettere la stanza e ci consumiamo i soliti 3-4 punti. Sì. Quando arriviamo alla foundation scendiamo giù. Sì. Allora. Qui ci deve venire la combo root e pala. E vogliamo mettere. Come oggetti non abbiamo niente, che non abbiamo messo neanche la break room l'altra volta. Perché per il PC pesa la web. No, sulla Play l'ho streamato. C'ho la scheda di acquisizione e lo faccio direttamente con la Play. Vorrei provarlo sulla PS5 però perché so che con le ottimizzazioni e l'aggiornamento che hanno fatto va un bel po' meglio il titolo. Anche se così, devo dire la verità, su PS5 normale un risultato del genere male non è. Allora, iniziamo a fare di qua. Qui setti dato codice. Va bene. Allora, iniziamo a mettere lo shop qua. Vai. E qui mettiamo. Puoi anche ritrovare, così. Vabbè. Ti metto questo. Almeno c'è la morning e una chiave. Eccellente di ingrandimento. Aspetta. Comunque noi ieri lo sai che siamo stati god blessati per il fatto dell'accendiluce. Siamo stati proprio... Hai avuto... Ma mo dalla gemma ogni volta. Quale gemma, scusami, Reagan? Aspetta, è vero, ma comunque c'è la gemma nella cassaforte, quella che ci ha fatto aprire ieri 7. Ah, è vero, 0450 0415. 0415, mo ce l'andiamo a prendere. Ogni volta è una taratella. Allora, bedroom qui. Torniamo un attimo indietro di qua. No, se non facciamo di qua. È uguale. Torniamo qua.
Dobbiamo sempre provare anche grandi... Ieri per 3-4 passi non ce l'abbiamo fatta. Qualcosina in più. Abbiamo almeno una 20-25 passi, ce ne avevamo 12. No, allora per quelli che ho preso da quei 2-3 frutti che avevamo preso mentre risalivo, che facevamo 2 chiacchiere, ce la facevamo, e che poi ho perso tempo ad andare avanti e indietro per fare delle cose. Però comunque non saremmo arrivati in alto e ci mancavano al massimo 5 passi purtroppo, Non quindi sappiamo nemmeno se finisce del tutto là dentro, magari no, e non penso che apri porta 46 finito il gioco, no. Comunque io voglio avere una run che si fanno tutto il gioco in un'ora, perché non ci credo. Non ci credo. O si sblocca qualcosa con il New Game Plus, mettiamola così, quindi una volta finito il gioco ti sblocca qualcosa, che se no io la vedo impossibile. Secondo me qualcosa quando lo finisci una volta si sblocca, qualcosina te la danno, è solo bravo, hai vinto. Però il fatto è che la run la devi fare in un giorno la prima volta in meno di un'ora. Te l'ho detto, magari, bonus, non lo so, magari potrebbe essere, finendo il gioco ti sblocca quell'indizio o quella cosa che ti fa completare più facilmente il tutto. Per i loop temporali che la storia ci ha messo davanti, ritorna al giorno 1 e fa qualcosa. Allora, qui comunque abbiamo preso ottime cose. Noi abbiamo appena fornito una cabrera run del trofeo subito. Ah, già allora, però gioco, sei un poco figlio di bottana. Meno male che abbiamo messo aumenta le possibilità di uscite a 4. Meno male. Allora a sto punto no, facciamo così, ci prendiamo altre risorse, tanto qua sono soldi. Dobbiamo fare quella scacchiera. Allora a sto punto a te ti apro. Chiavi. Va bene, prendi usa uno, prendi 2, ci sta. Però gioco, fanno cacare, ti rovinano la run letteralmente. Oh, nella foundation così non entriamo. Dobbiamo fare tutto il giro. Dovremmo fare il giro all'indietro. Ma porca miseria, principe. Allora metto questa e prendiamo queste 2 cose qua. Ci deve uscire quel cazzo di conservatorio là, ci deve uscire una delle stanze rosse di merda da debuffare. Allora, tanto negli archivi abbiamo risolto anche l'enigma, non ci serve più. Quindi se la mettiamo ultra rara. Allora, il male minore è questa qua. Gli archivi tanto quanto è giocabile, ma di mezzo ai passi no. Di mezzo ai passi è una merda. Se prendiamo lo shelter all'inizio. Lo shelter risolve tutti i problemi. Provate. Cioè, poi la wait room deve morire. La wait room la devono togliere dal gioco. Allora, apriamo di qua. Però puoi ruotare, lo zio. La puoi mandare No, questa sì, ma la facciamo girare e possiamo fare pure sopra e a sinistra. Commissione, queste 2 qua, mo torniamo indietro, ci andiamo a fare queste 2 qua, però poi si sprecano passi. Se non arriviamo alla foundation, comunque facciamo un cazzo. Allora, facciamo così. Perché non gira? Perché lei c'ha la mamma. Mettiti il cursore su uno. Facciamo così, aspetta. No, quella non gira. Proprio di suo che non gira, c'ha poldato. Boudoir, verso l'alto. Sì, però non si ferma. Al massimo me lo gira. Oh, di qua. Prova così, cambia. Ah, ok, non si aggiorna in tempo reale. Pensavo di capire. Ok. No, fa sempre sto fatto. Allora, ci teniamo quelle 2 stanze sotto per qualcosa e continuiamo a salire di là con 6 mele. Con 3 mele, quindi sono un bel po' di punti. 15 passi. Qua 12,50. 12,25. 12,25. Troppi codici. Troppe cose in questo gioco. Che non ci dai passepartout per cassaforti 5, così non ci servono più le password? Che cosa ne pensi, gioco? Allora, workshop.
e pala che non c'è uscita, però c'è uscito il metal detector. Puoi fare la fiamma. La metto su per il culo la fiamma. Perdonatemi, ma ci abbiamo messo 2 settimane per farla, non abbiamo intenzione di rifarla. Fortunatamente ieri ci è andata di culo. Pala? Ma va bene, grazie mille gioco, gentilissimo come sempre. Allora, Dani, va bene. Metti il voyeur. Sì, che a questo punto la stanza con 7 porte dovrebbero essere tutti aperti in automatico. Non abbiamo mai fatto sta combo. Quello è un corridoio. Corridoio con 7 porte. Dovrebbe aprirsi. Grazie. No, non posso rischiare, non posso. E la pala continua a non uscire. La pala bussò. Vedete la pala dove sta? Noi l'abbiamo messo il commissariato di polizia tedesco qua, ma non ci siamo entrati dentro. Metti la break room, fammi divertire un po'. E Allora, c'è un oggettino. Monetina. Allora, vai Jamox. 10. È questo, ci siamo. Poi. Allora. Sembra una palla da tennis. Giocate Midnight Special. È uscito, Francesco? Allora, questo era doppia linea, era rotondo, più vicino a 10 era. Me li hai detti l'altra volta, ma non ricordo. Sì. Questo è più un titolo per me, non è per Gianmarco purtroppo. Sì, no, a me se è quella roba che piace a te mi fa cagare. Oddio, Regen, ti ricordi come avevamo fatto sto coso? Mo 20 meno... Ah no, aspetta. Fammi con la calcolatrice un attimo, Lozzi. 20 meno 0,33. Allora, aspetta. 20 meno 0,33, 0,33. 19,67. Quindi 20 è la risposta. È la tua risposta definitiva? Prova, il primo. Ottimo. Hai scelto bene. Allora. 5 e più... Minchia, costa 7,80 € pure. Minchia. Ma tu già l'hai provato, Francesco? Ok, questo è doppia linea, era più vicino al... Un'oretta l'ha provato. Carino. Ah, ok, non è in italiano, giusto? Inglese, cinese, russo e giapponese. Francesco, quantità di testo è tanto o è poco che lo posso portare pure in live tranquillamente? Ho visto un paio di cose nelle immagini che non avevo visto l'altra volta. Beh. So qua in questi giorni ci devo dare un attimo un'occhiata. Ed è dagli stessi autori di Urban Myth Dissolution Center, che era in italiano. Magari uscirà qualche aggiornamento. Ok, no, non c'è l'italiano. Oh, ciao Vito, buonasera. Buonasera. Non ti stai trovando? Dammi un secondo, sto cercando un attimo un'altra volta i simboli. Come si chiama stanza? Questa è la Relax Room, Break Room. Non so se l'elenco degli enigmi te lo trovi sulla stanza normale o anche su questa qui, cercando al limite il nome questo.
Become when the man is normally powered. Ammazza. Perché pure è bello, bello creepy. Non c'è l'italiano ed è in accesso anticipato. No, stavo leggendo, francese, sono sulla pagina di Steam. No, Vito, è un gioco, un puzzle game a tema mistero. Insomma, un enigma matematico che la mente eccelsa di Gianmarco sta risolvendo e con cui forse troveremo qualche chiave, qualcosa con cui andare avanti, se ci va bene. Francesco, ma è con momenti alla Clock Tower? Questa domanda te la volevo fare pure l'altra volta, poi mi sono dimenticato. O è semplice avventura grafica? Che costa 7,80 €, sinceramente un piccolo pensiero, un cadeau me lo faccio. Può essere, ma è un doppio circa quello? Sì, sono 2 linee e 2 linee, sia sopra che sotto. Non trovo più quella cazzo di pagina. Scusa, ma è nella cronologia, l'hai aperta ieri o l'altro ieri? Stavo con... Col privato o l'avevi aperto col privato, tra l'altro. Sì, dal mio cercassi. Allora, aspetta, vedo se riesco a trovare io qualcosa. Break room blueprints. Ma mi servono gli esempi che aveva fatto, che non mi ricordo. Era questa? Vedete? Vai giù. Vai giù. Vai giù. No, questa non c'ha gli esempi, perché non mi ricordo come cazzo è. Uffa. Io ti odio. Qui ci sono vari esempi. No, ho visto già questo. Ok. Oh, ma poi sempre le stesse pagine. Cioè, dove stava quello che mi ha fatto l'esempio? Ah, Dremoi. No. Forse era Screen Rant, fammi vedere. No, non ricordo neanche com'era la pagina. Butta 15. No. Era 10. Qual era il primo che mi avevi detto? 20. Ok. Mannaggia quella brutta puttanaccia, sei tu forse? Dai che lo trovi, dai. A meno che non hanno chiuso la pagina. Ma spero di no. Anche perché siamo a breve per prendere l'obiettivo pure con questi. Che finora abbiamo preso il trofeo con l'altro. Qui non l'abbiamo preso ancora. In questo caso l'esempio con 2 linee da 17 diventerebbe 20, quindi in questo caso da 5, 1, 2, 3, 4, 5 diventa 1. No. Non diventa 1. 10, 20. 5 quindi diventa... Proviamoli in ordine. 10. Allora, aspetta, allora. Quindi facciamo 10, 20, 10? No, 10? Sì. Ed è quella corretta. Ok. No. E sono 3 linee e 3 linee. Allora. No, è tutto un puzzle matematico che sta diventando sempre più difficile e ci mettiamo sempre più tempo per le risposte.
Allora, se il calcolo è giusto, lo faccio questo per questo diviso questo, se no, se faccio così, c'ha 3 linee, quindi sarebbe Alla questo, 100 era una cosa del genere. questo 10. 10, 10, 10. Ok, questa è una linea adesso. Questo è un po' più facile. Allora, 6 più 2 più 1 fa 9. 9 arrotondato come dice qua. Sì, 6, 12, 18, sì. Più 2 più 1, sì, 9 arrotondato. Rimane 9. Dovrebbe essere 9. 999 è qui. Ottimo Jamox. C'è la keycard. Mamma mia, raga. Ottimo, ottimo. Che è sta Ottimo. pagina? Allora, Loot level chill. Ragazzi, ricordatevi tutti il loot level mandami chill. mandami il Ho link. chiuso. Già chiuso. Va Loot bene. level chill. Non vi preoccupate, tornerà. Allora, qui lo dobbiamo tenere collegato caso mai riusciamo ad aprire di là. Almeno un Non collegamento. c'ha un cazzo di senso, Regan, è solo una tarantella fare stia. E c'era anche la versione peggiorata, potevi mettere. Ah, lo zii. Siamo scordati. Ah, è il telecomando? Mannaggia la capa tua, mannaggia, ci siamo proprio scordati. Allora, ce ne andiamo per l'acquario a sto punto. Ah, aspetta, io devo andare a vedere un attimo quella cosa, Giamma. Vai, vai. Voglio solo fare sta prova qui. Sì, la combo poi funziona. Se metti quella più questa si aprono tutte le stanze in automatico. Ok ragazzi, 2 secondi e ritorno. Vai. Faccio io compagnia al gruppo. System Game c'è già... Sì. Metto a fare un po' io lo streamer. Ragazzi, buonasera. Come va? Tutto bene? Allora, Regan, dicevamo pure la drawing room. Beh, la drawing Raven tanto quanto te la puoi abbonare. Ti prendi le stanze, c'è un retro gratis, c'è sta. Ma questa io ha fatto già. Non oso immaginare con i calcoli avanzati come sarebbe stata. Torno nell'oscurità. Allora, aspetta. Visto che l'ha nominato, io ancora devo fare le grafiche. Ah, già, ma mi passi il cappello, per piacere? Certo. Allora, aspettate che ve lo passo subito. Scusa, Vance, non avevi detto solo il fatto di mafia, avevi scritto qualcos'altro? Allora, un attimo solo che sto caricando, che non me lo sono segnato, sto improvvisando. Allora, dai Google. Non va a Google. Allora, vediamo un attimo, datemi 2 secondi, vediamo se va così, altrimenti... Ok, non è andato. Allora. Eccolo qua. Allora, se proprio dovete prendere qualcosa da Instant Gaming, proprio dovete prendere, usate il codice questo qua. Ce l'ho abilitato, ve lo volevo dare più in là, però a questo punto, visto che Francesco l'ha detto, se a qualcuno interessa Mafia e vuole collaborare al canale, fatelo col link questo qua se volete. Per ogni gioco che vendo ho un accordo con Instant Gaming, sono 3 virus che mandiamo sul computer di Francesco. Proprio abbiamo fatto questo accordo qua. Quindi se lo volete utilizzare, io lo utilizzo sempre Instant Gaming.
Quindi Non combatterlo aspettato? aspettato perché è singolare maschile unico. Hangar 13 fa schifo a fare giochi. No, noi aspettiamo, anzi, Francesco, guarda, proprio oggi, ti dico la verità. Te che è stata una bella giornata di lavoro. Che stanze di merda. Mamma e Poi Docarma. scusami, Lozzi, tu la leva l'hai aperta? No. La leva sta qua, in questa qua. Ah sì, è vero, quella è questa qua, tu ma io sei un sono deficiente. deficiente. Sì, sono un deficiente. Metti non possibilmente gli archivi. Metti il Cloister. Metti Cloister, è anche un Pokémon. 336, ok, allora apri la aspetta. leva, torniamo all'inizio e finiamo questa merda. Allora, aspetta, è vero. Di qua. Francesco, non hai letto la buona notizia di oggi? Oggi c'è stata una notizia magnifica. Pensavo che mi dicessi qualcosa tu, niente, manco un messaggino da parte tua, niente di niente. Tutte le porte rimanenti, questo è Sì, che a questo punto sono tutte aperte di suo. Questa è chiusa. Ne manca una. Questa qua magari c'è qualche altra cosa dietro. No. Aspetta. Allora, entra prima nella antichamber per un fatto di scrupolo. casomai si deve fare il click. Sì. Mi ci prendo Doom. Topperia. Sempre preso con Instant Gaming e mai avuto problemi, devo dire la verità, ma non perché mi hanno dato il codice e tutto, però. No, Instant Gaming poi è rinomato. Cioè non è... Allora, questa a noi non ci servirebbe. Non so, però i Mavic che non si sa mai. All'inizio, signore e signori, forse è la sera. A che giorno stiamo? 77. Lozzi, 7-7 è il numero massimo, il 7 è il numero massimo di ogni cosa. Allora, 77 è profetico. recuperiamo 2 passi e siamo all'ingresso. Allora, scendiamo giù. Passiamo dal laghetto a sto punto, sì. Tanto l'acqua era giusta, se non erro. Ma sì, non l'abbiamo mossa. L'altra entrata da là, se serve, cioè abbiamo un bel po' di entrate noi. Allora, aspetta, noi di là sono 2 movimenti in più perché cambia zona. Ne facciamo solo uno qui e un altro qua a sto punto. Ah no, pure qua su 2, che il gioco è calibrato. Abbiamo una marea di calibrato bene da figlio di Bottana, sì. Qual è? Allora, però stavolta principe. Se non hai ancora preso, prenditi Expedition. Fatti questo regalo. Fattelo. Allora, a questo punto, da là. Se c'era il carrello qua vicino, gli davo un cazzotto in testa. Dobbiamo prima girare di qua. Ho già sta girato. No. Sì, già sta girato. Ah, minchia. GG. Forse magari una volta che lo attivi il gioco sa che hai sbloccato sta parte, quindi dici vabbè, te lo lascio. Allora, noi andiamo di qua. No, grande reghe. Altrimenti questo dito medio era tutto per te. No, perché dovete comprare con link, ma perché ti ha giocato Expedition. Cioè, il fatto è quello. Giocalo. Fatti un regalo. Vai. Ama la tua vita, perché hai giocato a questo titolo. Divertiti. Allora, ci riserve pure la questione della boiler per la stanzetta qui laterale. Aveva detto Reagan l'altro giorno che era per... uscivano i comandi e tutto, però comunque per completismo la voglio aprire. Facciamo prima le cose importanti. Vabbè, sto correndo a massima velocità. Pazza interamala. Va bene Reagan. Va bene. Io non segui il calcio, Gianmarco, tu segui il calcio? No. Vabbè, pazza interamala. Ho urlato su una spiaggia Forza Juve, mio padre voleva cacciarmi da casa per sta cosa, però vabbè. Falla vedere. Un peso. Gianmarco, quella porta ha una serratura. Se quella serratura richiede una chiave. Ma capito, chiave. Ho capito, ma non ci dà niente. Qua dietro cosa c'è? Questo ci torneremo con la chiave là. Tanto ormai questo passaggio è aperto. Facciamo che andiamo alla 46. Finalmente andiamo alla 46. Ragazzi, i nostri ultimi passi insieme. Prima che Gianmarco spacchi il computer una volta che abbiamo finito sta merda. Allora, adesso giriamo qua. Ma
Adesso Francesco ti fa un attacco DOS E cancella il e salvataggio. salvataggio. Noi apriamo YouTube e ci vediamo in fila. Sì. Sì. No, aspetta, non era quello. Amala. Pazza intera amala. Non vedo l'ora di cancellare il salvataggio. Ma sei veramente cattivo, Francesco. Proprio un fighiepolla. Allora, di qua e abbiamo messo. Andiamo adesso. Ce ne andiamo di qua. Come dite lì in Calabria, fighiepolla. Ce ne andiamo di qua. Usciamo di qua. Ora troviamo l'ingresso della casa chiusa perché si sono attivati altri 2 enigmi all'ingresso. Potrei piangere. Mamma mia. Potrei veramente piangere. Proprio senza pietà. Allora. E state zitto, frate, foce. Ah, sta sciogliendo tutto il repertorio. Ok. Bravo Francesco ora. Ok. Molto bravo. Sono fiero di te. Allora. Gianmarco, sta succedendo? Con questa musica poi. Quindi è diritto, destra e poi come ci porta la strada. E c'è una strada soltanto, il resto è tutto vuoto. Allora, qua recuperiamo 2 punti. Andiamo di qua, poi andiamo di qua. Corri principe. Corri, vai che è tutta una strada diritta, principe. Guarda le dita, principe. Principe, non ti fermare, non cacciare cose nuove, non dire niente. Allora, Gianmarco. Signori. Ce l'abbiamo fatta. Allora. Io premo. C'è la mamma qua dentro. Who sat on a red throne. He had a red crown made of rubies and a red castle made of stone. The prince had a love for all things red. It's the only true color, the prince often says. He could not stand the sight of a canary or a crow. He could not stand the white of a swan in the snow. And he never looked up for fear of the view. He had heard that the sky was not a red hue. He didn't see the birds or the changing of the leaves. Ma sui corvi di Alan Wake. And he never saw the sights of life's many symphonies. He couldn't see beyond the red shade he was aware. He never caught a glimpse of the world I had to share. But one day the prince saw something new. And if you look closely, you might see it too. The skies parted and the clouds withdrew. The prince had a new favorite color.
Us blu. Allora, una cosa l'abbiamo fatta. Mi devo andare, voglio vedermi Un video riassunto della storia, sì. Sono molto interessato ad approfondire la trama. Però io penso che non sia finito qui. Buona sedia. Buona sedia a lei. Era filonazista da bambino. Molto probabilmente i genitori sì. C'era qualcosa di politico comunque. No, Franci, non può essere stupido che non l'hai finito sto gioco. Minchia, è stata un'esperienza mistica. No, mi è piaciuto, la verità. Molto particolare, ne vorrei un altro. Anche Sì, perché tanto alcune me lo cose che ha giocherei fatto così. vedere, sia per quanto riguarda Alzara, che anche le ultime scene qui, ha fatto vedere altre ambientazioni e altre cose. Mister Rota, cerca Mister Rota in questi titoli di coda. Mister Rota. Abbiamo finito la storia principale, quello. Rota. Sì, domani. Certo, no, ma non è un nome qua in mezzo. Già, Bastardo. non è. Mister Rota, esci fuori. Non è adesso resta. Il cavò. La porta super blindata segreta. Gli scacchi. Voglio morire. E mo se almeno che non fa la scena post credito con qualcosa. Special thanks a Daniel Mullins, il creatore di Inscription. Ecco perché, ok, va bene. Parugli? Sì, mo ti voglio quando esce Pony Island 3. 2. Dai, fai Blueprints 2. Ringraziamo il Game Pass e Microsoft che ci hanno fatto giocare a gratis. A cui ha dedicato il gioco. Bello però, devo dire la verità. Idea molto particolare e congegnata bene per il mio modo di giocare e volere un gioco. Un gioco così Minchia. potenzialmente infinito, se uno vuole. La tua nuova casa. Ora Poi coi passi, come fai? facciamo conti. Facciamo finta che non è successo niente. Mo che succede? Puoi darci qualcosa? Magari un tassello. Il giorno dopo. La musica è diversa. E c'è il trofeo. È questo. L'abbiamo preso, ce l'abbiamo fatta. Ok. Lettera, per curiosità? Sempre la stessa. Vabbè. Allora, prima cosa La è musica fatta. è diversa, mo. Io devo solo cercare una cosa a questo punto, visto che l'abbiamo finito di base. Vai. Blueprints. C'è un true ending. Oddio. Full game più true ending. Ok. Che cosa dobbiamo fare per ottenerlo? No, la musica è diversa, pazzesco. Invece non è che devi per forza fare il cazzone se a te il gioco non piace, sto per dirtelo, però forse lì in Calabria non ci arrivate a determinati concetti. Però io ti voglio bene comunque, anche se sei un pezzo di merda. Lo dice che c'è una scena qualcosa. Su un posto mi sono trovato qua un indizio per quanto riguarda. C'era qualcuno che dice sì, ma la password del cavù qual è? La situazione lì. C'era un indizio che diceva Black Bridge Terminal. Nel freezer. Ok. Allora. Quanto è bello questo gioco mistero misterioso. Vabbè, invece, che te devo dire? Questa è nuova. Vai.
Però prendi i soldi dal tavolo. Allora, qui vendono i souvenir. Allora, stanza Questa nuova. te l'ha regalata. Oh, salve. Ah, vedi c'è il ditone 46. La tenda per un principe. Va bene. Cosa vendete in questo negozio? A permanent addition to the dining room. Ok. A pair of trunks. Ah, ti mette Possiamo due ceste nuotare. nella piscina. Ok. C'è un gioco. Coming. Oh, attenzione, aspetta. Coming console edition coming soon. Ok. La Dermod, quella lì che... questa mo che fa? No, Lozzi, questa che fa? Questa che fa? Ma bisogna platinarlo però. Allora, Giamma, iniziamo a comprare questo. Quando raggiungi il rank 5 con il lunchbox guadagni la metà dei passi che hai speso. Sì. Ok. Qui possiamo fare altro. Non è che funziona col cabinato, no, ma non me lo fa proprio, non me lo fa proprio comprare. No, non me lo fa questo non proprio c'ha comprare. ancora, mentre la tenda non ha prezzo perché non l'abbiamo sbloccata. Ok, l'osservatorio. Ora abbiamo tutte le cartoline. Merry Christmas. È il momento di visitare qua. Vaffanculo. Bellissimo. Bellissimo. Ok, è già uscita una stanza nuova. Va bene, va bene. Ma voglio capire perché non vorrei che una stanza che c'era dall'inizio del gioco, ma noi non c'è mai uscita, ma No, non non credo. No, anche che c'era il ditone col 46 per la stanza, quindi è palesemente una cosa che sblocchi dopo. Allora, a sto punto. No, dobbiamo vedere scacchiera. I pezzi del microchip che io non ho la più Allora, pallida noi idea di adesso dove giriamo stanno. un pochino in modo tale da portarci sta run. Non so se riusciamo a completarla visto anche l'orario, però facciamo due passi e vediamo se appare qualcosa di nuovo. Regen, tu di quei cacchio di microchip nel stanza cavo sotterranea blindata hai scoperto qualcosa? Mo uno degli obiettivi a questo punto è mettere vicino freezer e fornace. No, freezer generalmente va o vicino a Recold o contro Goku. No, in questo caso serve vicino alla fornace. No. Porcellino, birichino, che sei pieno di soldino. Bombardiro, crocodilo. Io continuo a salire. Martello buono. Shell dance. Quindi adesso riesce qualcosa di nuovo nelle stanze alte. La cosa che ci serve è proprio quella di aprire una delle porte sotto, completare la scacchiera, trovare la password e capire dove trovare i pezzi per il cavo. Allora prendiamo il metal detector, magari qualche intino per darci un indizietto. No, manca tu Regan, sei un cazzo. Vabbè, quando riappare Setti faccio fare un po' di ricerca. Andiamo di si qua. tratta di principio. Non è che tu ci dai qualcosa di nuovo? Proviamo, dai. A sto punto. Nothing. Nothing, ok. Quella è tipo una stanza che potremmo togliere se ci esce là nella... Sì, a sto punto, se rientra nella pool di stanze che possiamo modificare, sì. Vero che in realtà... Ci servirebbe un pochino più alta per non metterla rara, perché se troviamo la password poi per farla riuscire un'altra volta è un macello. Questo è buono. Anche lì il fatto che è tornato qua e sta rifacendo tutto, c'è qualcosa a livello di trama o altro che dobbiamo fare già? Magari dobbiamo sbloccare quest'altra cosa.
Oh, c'è qualcosa on the floor? Monetina. Allora. Faccia un po' di parlor, dai. Ah, ma qui addirittura abbiamo 2 chiavi. Questa è la prima volta che la facciamo modificata. Facciamo 1. Facciamo 2. Moneta a terra. Moneta. Allora, così, blu e nera. Blu. Sono il più forte. Così, sfatiamo il mistero. Aprine un'altra. Sfatiamo il mistero. Se uscivano 2 gemme pure da qua dentro era un problema. Di qua, di là. Non fai così, senti, metti questo. Martella Milano, Done. E alla fine tutti i documenti rossi e la stanza della nursery erano stanze nostre. Ah, volendo ci possiamo anche fare qualche apertura di cassa giù. Ah no, dobbiamo Però ci serve la pump room. Sì, dobbiamo risvuotare l'acqua, niente, bugia. Allora, vediamo se esce la pump room. Però dobbiamo trovare sempre prima la piscina. No, allora, la pump room ti può uscire o se rientra nella pool del giorno, oppure la aggiungi alla pool se metti prima la piscina. Quindi mo non sappiamo se c'è oppure no, ma se troviamo la piscina andiamo un attimino meglio. Sì. Anche perché voglio provare il costume con la piscina. Possiamo andare a prendere l'acqua in ogni momento? Più che altro capire se quelli poi si devono comprare ogni singola run. Conformazione strana sta uscendo. A questo punto è casa nostra, Gianmarco. Facciamo quello che vogliamo noi. Non è che tu vuoi che scavo. Fare quel freezer di merda. Oh, una buon'anima. Experimental treatments. Allora. Voglio provare pure quella cosa di collegarmi a un altro terminale. Questo non funziona. Tipo se noi ci vogliamo collegare qua. E fare così. Possiamo farlo tranquillamente. Ok, a posto. No, si è usato dove inserire 2 standard e forzati. Ah! Ah! In che senso? Aspetta, non stavo seguendo. Penso intendi i pezzi per aprire sotto nel quella specie di cavò. Lì qualcosa di grosso esce fuori alla fine. Più che altro è forzatissimo. Come mai dici così, Re? Cioè non ci allora, si mettiamo può questa normalmente? Ho trovato Pokémon Snap porno. Boh. Francesco, perché no? Faccio una recensione. Tanto di ogni cosa c'è il porno, quindi guarda dove cazzo si è messa. Butta dentro. Allora tu no, in alto perché ci fai schifo. Non credo lo comprerò il giocherò. No, vabbè, usa il sistema alternativo, France, per provarlo. Giusto per capire. Quindi non posso recensirtelo. E vabbè. Ok, una chiave a terra che è sempre buono. Oh, buonanotte quello bello. Buonanotte quello. Buon riposo. Ma tanto penso stiamo per staccare pure noi, siamo al limite anche noi. Facciamo altri 2 passi poi andiamo a letto. Buonanotte. Così stai altre 40 ore o ci arrivi esasperato o lo lasci perdere. Allora, noi dobbiamo iniziare a trovare l'indizio per quanto riguarda la password. Noi abbiamo il foglietto, ma ci manca sempre il nome del signor Ruota, che la password è Ruota più l'iniziale maiuscola del nome, ma non sappiamo dove trovare codesti dati. Chiave, questo. Solo una volta trovammo un oggetto qua dentro così per pura combinazione. Allora a sto punto
Ma sì, vai, tanto è una run pazzerella questa qua. Vediamo se ci esce qualcosa. Cosiddette coppole di minchia. Però Dudalozzi. Allora, Il passo freezer con... dovremmo abbassare la rarità. Che c'è veramente poco. sia lui che la fornace. Sì. Allora, c'è qualcosa qua a terra. Sempre qua dietro la solita Monetina. cazzo, Allora, a destra, quindi di qua. Mascherina, potevi uscire prima, attacci tu, però va bene anche così. Allora, puoi fare anche retro se vuoi, eh. no, andiamo così, tanto ci dobbiamo divertire. Facciamo una pullatina? Ci dobbiamo divertire, famolo bene. Dai. Verde, blu, verde, blu, verde, blu, blu, verde, blu. Tua madre. Minchia, stava andando su 2 aumenti di stipendio. Ha citato lo zino. No, voglio il rimborso. Già, mo l'abbiamo battuto, quindi sta un pochettino arrabbiato, lascialo stare. Suca. Ci può stare. Ho perso la scelta di persona. Sì, quindi se a me viene Chiara e non lo trovo, è finito. Allora. Lente di ingrandimento data così, oramai non ci serve. Te la spammano ovunque. Sì. Qua non c'è nessun altro libro che dobbiamo prendere. Ci manca solo quello che dobbiamo sbloccare nel bookshop. Sei molto cattivo per il gioco. Non possiamo collegare. Che poi non possiamo andare. Possiamo mettere e provare Potremmo andare da dietro e mettere la fornace o qui o qui. Ti posso dire, proviamoci così a questo punto. Sti cazzi. Si frizzaci i soldi, quello che cazzo vuoi tu, non ti frega un cazzo. Allora, noi dobbiamo scongelare qui. Adesso abbiamo tutto bloccato. No, scendi giù. Il bookstore. Ah, è vero, sì, perché il bookstore può uscire solo dalla libreria. È vero. Sì. È vero. Solo che poi a noi non esce. Beh, tanto ormai Questo è un quegli altro item discorso. ci ciucciano le palle perché abbiamo fatto senza. Siamo noi più forti, non questo gioco maledetto creato dal demonio. Allora. Il problema è che di qua non potevamo passare già, ma... Va bene, ragazzi. Dio. La run è finita, ma comunque abbiamo vinto per questa sera. Allora, stacchiamo qua prima perché non vorrei che succeda qualcosa. Principe, hai fatto un giretto così. No, una passeggiata in casa oggi. Quindi tu ci fai continuare ancora poi domani. Allora, noi facciamo save and quit. Cambia qualcosa? Buonanotte Regen. È la stanza che abbiamo visto alla fine. Noi la stanza 46 la stiamo vedendo forse dall'inizio del gioco, giustamente. Allora, ragazzuoli belli, ne approfitto per andare anche io a riposare. Un po' prima il principe è stato battuto. Buonanotte, Buonanotte a a tutti. domani.